Anticipiamo ragazzi perché voglio parlare, voglio sfogare con voi. Tutti pronti? Allora, ci sfoghiamo più contenti di siete, è chiaro, vabbè, ma è perché avete visto come erano felici del gol, del risultato alla fine, cioè erano proprio... l'unico che secondo me è teso proprio è Di Lorenzo, cioè esulta, sorride, però è teso. Gli altri, i sorrisi proprio liberatori di una situazione che non credete che sia normale, non credete che sia normale. E prima di leggere tutte le vostre cose, io voglio sottolineare un paio di fatti. Prima di tutto, questa è la vittoria di Don Raffaele. Prega per noi Don Raffaele. Don Raffaele ha pregato ed è arrivata, e sono arrivati 3 punti che hanno evitato il dramma, il vero e proprio dramma, perché sarebbe stato un dramma. E non si cancellano le schifezze tattiche, il fatto che il Napoli comunque per segnare ha avuto bisogno di un rigore e di un calcio piazzato, quindi non segniamo, ci sono stati dei presupposti. Non venitemi a dire ha fatto bene il ritiro, ha fatto bene, perché non abbiamo visto uno sviluppo del gioco migliore del solito, abbiamo visto i soliti problemi, abbiamo visto comunque una squadra scollata, una squadra che nei singoli elementi a tratti cercano di fare qualcosa, però non c'è armonia, che mi sembra evidente. Vittoria di Don Raffaele e vittoria di Diego Demme, perché ragazzi, entra bene un giocatore che è stato umiliato e viene umiliato da anni oramai. Entra molto bene, si prende il pallone in mano. Lobotka sparisce, era stanchissimo Lobotka nel secondo tempo, ha sbagliato diverse cose anche nel primo. Demme è entrato preciso, pulito, ha preso la palla in mano, l'ha fatta girare, passaggi lunghi, passaggi brevi, è andato in fondo con coraggio, è andato pure in area di rigore a riempire l'area. E poi senza il suo coraggio di saltare di testa, lui che è così, salta di testa pulito, quello che fa finta di essersi fatto male, e gran gol di Rachman. Quindi diamo una bella importanza a chi in un modo o nell'altro sta onorando la maglia che porta, si è sempre allenato e non ha mai detto viene trattato malissimo. Idem per quanto riguarda Simeone, perché almeno la sua presenza, il suo lottare crea delle apprensioni lì in area, e il rigore è netto, ma c'erano anche altre trattenute che potevano essere chiamate, e quindi 2 di quelli che erano stati trattati malissimo adesso si stanno facendo vedere. Dobbiamo parlare di molte cose, della situazione di Zielinski, della situazione degli squalificati, perché in questo momento a quale costo, io dicevo, no? Nella reaction, andatevi a vedere la reaction che è fondamentale, a quale costo, perché Cajuste tra infortunio, perché l'infortunio è importante, bisogna valutarlo, perché Cajuste viene ammonito e quindi è squalificato, ma poteva partecipare alla Supercoppa, perché le squalifiche partono poi in campionato, quindi adesso dobbiamo capire, e diminuiscono sempre di più i giocatori disponibili. E poi l'ammonizione finale di Kvar, che rende tutto molto molto più amaro. Benvenuto Antonio Scotto, e andiamo a leggere un pochino le vostre considerazioni. Gaetano gioca per far contento il procuratore. Benchmark, io ho scritto delle cose su Twitter mi permette di dire
quello che un po' ci diciamo con il gruppo degli abbonati, no? Piccole frasi che non puoi fare un video per una piccola frase che ti viene al momento, e quindi io là proprio siamo passati da Giuntoli a Giuffredi, perché resistono solamente i suoi giocatori in questa squadra e non si capisce qual è il rapporto, perché quest'uomo viene sempre protetto dalla stampa, lo chiamano in continuazione e tutti i giocatori suoi alla fine hanno un trattamento diverso rispetto agli altri. È veramente un mistero che andrebbe chiarito, ma c'è molta omertà sotto questo punto di vista da parte degli addetti ai lavori, quindi noi possiamo fare solo delle ipotesi. Da Giuntoli a Giuffredi, meno male che abbiamo vinto, perché altrimenti wow. Mario, che ore sono? Sono le 11:45 pre-pomeriggio, diciamo, è mattina, ma mi sono svegliato molto presto perché volevo seguire la formazione, perché io vi mando la formazione appena è ufficiale, e avevo preparato già la grafica con Simeone titolare perché ero convinto, non sapevo però di Zielinski. Io nel pre-partita di ieri vi avevo detto Zielinski gioca, a meno che non vediamo proprio che ha mollato. Ora non lo so se lui ha mollato e ha detto sono affaticato, oppure se è la società che ha deciso di metterlo fuori, perché non ci crediamo più a queste balle degli affaticamenti muscolari che poi si sviluppano come vuoi tu. Ah, beh, gli è passato l'affaticamento e gioca se risolvi le questioni interne, oppure viene venduto come è successo con Elmas. Quindi a noi a queste balle non ci crediamo più, e quindi mi sono svegliato prestissimo per fare la formazione e per postarla sui social per chi mi segue. Jesper Lindstrom, no Jens Kajasti. Ragazzi, Lindstrom, quante volte lo dobbiamo ripetere? Mazzarri, più chiaro di così non poteva essere. Se lui in conferenza ci dice pure ma pure Lozano abbiamo perso, vuol dire che non lo considera minimamente un'opzione per far riposare Politano, per dare un pochino di pressione ai titolarissimi. Anche oggi è entrato Zerbin, e fatemelo dire, Zerbin è entrato bene. Noi poi quelli là che diciamo a squadra di Serie B tutto a posto, siamo d'accordo, non sono giocatori che possono lottare per lo scudetto da titolari, vari Zerbin, Juan Jesus, però Zerbin ha fatto la sua partita, Juan Jesus ha fatto la sua partita senza dubbio, quindi adesso ci dobbiamo aggrappare ai nervi, a dei giocatori che danno di tutto anche per farsi vedere e farsi vendere meglio. Dobbiamo sperare in queste cose qua, perché Lindstrom non viene proprio preso in considerazione, e posso essere d'accordo o meno, nel senso che quello che ci ha fatto vedere le poche volte che è stato in campo è poca roba. Mi sembra leggerino, mi sembra che non insegua gli avversari, che quando perde palla vabbè, è persa, non fa niente, quindi non ha quella garra che ti può dare uno come Zerbin, che invece con i suoi limiti se la corre e se la suda sempre la partita e non ti abbandona alla fascia. E quindi entra Zerbin. Rendiamoci conto che questa è la situazione. Poi possiamo pure cominciare a cambiarla la narrazione di chi ci dice ma quelli sono gli stessi dell'anno scorso, e noi solamente Kim, a parte l'importanza di Kim che sottolineiamo ogni volta, hai tolto anche Lozano, che non era da considerare inutile, perché era un co-titolare anche lui al pari di Olivera, e hai tolto anche Elmas finora senza averlo sostituito. Di conseguenza ragioniamoci. Antonio, ciao Valerio, recupero la live successivamente, complimenti per la tua serietà e professionalità. Domanda a Caiuste: Kvara saltano il match con la Lazio con il Sassuolo? Un saluto a te e a Guido, grazie mille. Saltano la Lazio, saltano la prossima di campionato. Ah, ho capito che dici tu, perché essendo in calendario si doveva fare prima il Sassuolo. È una ottima domanda, amico mio, perché in calendario ci doveva essere il Sassuolo, che però viene posticipata per far fare la Supercoppa alle 4 squadre, a Fiorentina, Napoli, Lazio e Inter. Di conseguenza questa è un'ottima domanda. Io so che dovrebbe saltare la prossima di campionato e non quella col Sassuolo. È una domanda interessante anche per il fantacalcio, perché ci saranno parecchie partite che verranno saltate nel prossimo turno, e bisognerà bloccare i voti o dare il 6 politico per il fantacalcio. Questo poi lo decideranno le varie leghe. Però è una buona domanda. Mi sa che salta la Lazio, ma non ti voglio dare una notizia sbagliata, quindi studiamo.
Zona Mazzarri, esatto Antonio, finalmente si è tolto, quello non è la giacca, è proprio il giaccone, quindi siamo veramente tornati indietro di 1000 anni, ed era evidente, se l'è tolto il giaccone, è rimasto non in manica di camicia ma col collo alto, e poi se l'è pure rimessa la giacca, cioè il gol è arrivato con lui con la giacca, quindi non diciamo stupidaggini. Allora, ottime soluzioni con Kvara centrale, Kvara libero di svariare. Questo è il tema tattico che oramai abbiamo capito. Ovviamente con Kvara libero di svariare devono dare molto di più la mezzala sinistra e Mario Rui, che devono andare ad occupare poi quello spazio che Kvara lascia libero. Kvara va a fare più densità al centro o anche a destra, perché quando è entrato Raspadori a un certo punto c'era Raspadori a sinistra e Kvara a destra quasi fissi. Quindi queste sono delle soluzioni per cercare un pochino di linfa, perché Kvara ancora una volta non segna, però è dentro la partita. La partita che veramente lui ha sbagliato è quella con la Roma. Quella col Torino non gli è arrivato un pallone, onestamente, però è dentro la partita a Kvara e comunque si prende responsabilità, salta l'uomo, prende calci, crea pericoli, distribuisce cartellini gialli quando glieli vogliono dare agli avversari, e per tutto il retropensiero che c'è dietro, perché alla fine vai a fare i calcoli, è l'unico che non è stato gratificato alla fine di un rinnovo che meritava, perché era stato l'MVP della stagione scorsa, il miglior giocatore del campionato della stagione scorsa. Fa un pochino di tenerezza, però io ci credo sempre, e va bene così. Allora, Lindstrom come Lozano 19-20, non a livello di campo, ma magari il prossimo anno verrà messo più al centro. Waiting for hai ragione Mario, all'epoca Gattuso, fai bene a ricordarlo, che non utilizzava Lozano il primo anno, cioè quando si insediò, e ci disse con molta onestà, disse questo quando calcia cade, e ci lavorò proprio a livello personale, tant'è vero che poi Lozano fece la sua migliore stagione con Gattuso l'annata successiva, cambiò proprio completamente il rendimento di Lozano. Quindi serve che poi un allenatore, se ci crede, ci lavora anche personalmente, anche individualmente, per limare quelle che sono dei limiti, delle problematiche che nel calcio della Serie A in questo momento, dove devi fare garra, dove non puoi giocare in punta di fioretto. Magari un Lindstrom l'anno scorso poteva andare bene, ma adesso c'è bisogno di fare i fatti, c'è bisogno di andare allo scontro e di uscirne vincitori. In questo momento Lindstrom non ti garantisce niente. Dobbiamo vedere che cosa significa l'anno prossimo, perché adesso se arriva Traoré potrebbe togliere ancora minuti a Lindstrom, che comunque non ne prende. Quindi anche l'arrivo di Traoré, che è un giocatore offensivo, un jolly d'attacco che puoi adattare forse anche al centrocampo, toglie definitivamente minuti a Lindstrom, che in questo momento è stato praticamente bocciato da Garcia, da Mazzarri e credo con i movimenti di mercato anche dalla società. Rachmani, ho visto i miei compagni che non erano felici e stare lontani dalle famiglie, devono avere anche una vita fuori, ma spero che ci sia servito e speriamo di giocare meglio e di fare risultato. Parole di Rachmani a fine partita che mi fate sapere. Sì, mi stavano arrivando delle cose. Rachmani è stato uno di quelli che ha postato subito sui social quando hanno avuto quella mezza giornata libera. Hanno postato subito. Rachmani ha scritto: oggi sono in giro con i miei bodyguard, e fa vedere la foto a Mergellina con 3 figli bellini. Il ritiro non, secondo me Mazzarri ha goduto, Mazzarri lo ha voluto, Mazzarri lo ha accettato con felicità. Poi Mazzarri dice: comunque non mi piacciono nel 2024 i ritiri. Non lo so, qualcosa era inevitabile, era dato a uno il ritiro dopo la prestazione col Torino, ritiro e silenzio stab, bene o male siamo lì. Ora il ritiro ci fanno sapere che dovrebbe essere anche finito, anche perché il ritiro arriva contemporaneamente alla partenza per la Supercoppa, che terrà i giocatori lontani dalle famiglie, a meno che non se li possono portare. Può essere lui che se li possono portare. E quindi poi, finita la Supercoppa, noi sapremo, perché De Laurentiis dovrà prendere la parola di nuovo e ci dovrà dire la verità che non ci ha detto finora. Martino,
Che emozione vedere Demme giocare, il professionalismo in persona. L'unica cosa che rimprovero a Spalletti. Ci può stare questa considerazione, Martino, e grazie sempre per il tuo supporto. Sì, è chiaro che Spalletti ci aveva anche puntato. Ricordate che arrivò un infortunio a Demme che poi fece salire la quotazione di Lobotka. Demme doveva essere il nuovo Pizarro per Spalletti lo disse pure. Demme si infortunò durante praticamente il ritiro estivo e quindi si puntò su Lobotka, che fece subito molto bene e diventò insostituibile. Si poteva usare un po' di più, però contemporaneamente ci sono altre storie che coinvolgono i contratti, che coinvolgono, sai, uno che prende quasi il quinto ingaggio, mi pare, del Napoli, una cosa del genere, prende troppi soldi rispetto a quello che è la politica societaria da 2 anni a questa parte, cioè abbassare gli ingaggi, abbassare gli ingaggi. Ovviamente diventava un problema. Allora, vittoria importantissima per la lotta salvezza, ovviamente si fa sarcasmo ed è anche facile farlo. Se la partita fosse finita 1-1 si potevano aprire i giornali con un punto buono perché te li tieni lontani, ma noi non possiamo ovviamente ragionare così. Dobbiamo ragionare su un campionato che ha troppe squadre davanti per poter sperare ancora alla qualificazione in Champions, al quarto posto, troppe squadre. Quindi noi con razionalità dobbiamo guardarci nell'anima e dire oramai quella è andata. Contemporaneamente io però vi dico, questo è un pensiero che vi do io, che si può fare a freddo, perché non voglio farvi illudere che la rincorsa stanca, e lo sappiamo bene, lo teniamo nel nostro DNA, che la rincorsa stanca, invece quando stai davanti a tutti è meglio. Però i ragazzi non possono nemmeno mollare, perché conosciamo questi polli, li conosciamo, e quindi se si vede anche un mercato che pensa al futuro più che al presente, se dai anche un segnale che oramai dobbiamo galleggiare perché non ci crediamo neanche più noi, non ci credono neanche più loro, si rischiano poi prestazioni del genere, di gente quando non chiamano la palla a Juan Jesus che la sta controllando a centrocampo. Vuol dire che non solo il giocatore che ha la palla deve stare concentrato, tutti intorno devono stare tutti concentrati e vivere la partita al massimo, e in quel momento non lo stanno facendo, quindi al di là dei problemi tattici, perché poi tra le cose tattiche che faccio notare in reaction c'è Lobotka in marcatura su Simi, Lobotka che segue Simi a uomo per non farlo saltare su un calcio d'angolo, e lì siamo alla follia più assoluta. Che significa? Perché la zona, ok, Simi si mette in zona Lobotka e furba lui, però io vedevo proprio Lobotka che lo seguiva, quindi c'è zona mista e non puoi far marcare Simi da Lobotka, è un illogico che va spiegato. E tra le cose che non hanno chiesto a Mazzarri, perché non gli hanno chiesto di Mazzocchi, ha fatto la battutina, e quello è troppo sveglio, la svegliata, quello era troppo sveglio. Non gli hanno chiesto del cambio di modulo in quel momento della partita col Torino, e non gli hanno chiesto nemmeno, che era una domanda legittima che noi dobbiamo sapere, ma veramente avevi intenzione di dimetterti? Perché poi questo rumor è uscito. E su questo io vi posso dire anche da fonti interne molto molto attendibili che Mazzarri non ha intenzione di farlo finché si sente spalleggiato almeno dal pubblico. Se poi il pubblico dà addosso a Mazzarri, è capace che se ne va pure lui, e lì devi trovare una cosa, a meno che poi questa vittoria gli salva la panchina, perché doveva essere cacciato dopo una sconfitta anche con la Salernitana, una Salernitana con molte defezioni, una Salernitana che ti mette in difficoltà, e potevano anche vincerla. Sarebbe stata una tragedia assoluta. Però andiamo avanti, non è successo. Speriamo che questa vittoria dia un pochino di nervi positivi, una spinta positiva per la Supercoppa. Allora, non daremo mai addosso a Mazzarri, ma perché è l'ultimo dei problemi. Io vi dissi che non sarebbe cambiato molto, un pochino secondo me è peggiorato, ma alla fine adesso sta ai giocatori, cioè, questo ti può dare Mazzarri, non ti può dare di più, basta essere onesti nell'analisi e capire
e capire quello che è la problematica parte da lontano, non arriva adesso. Quindi questo è importante nelle analisi che facciamo. Poi se Mazzarri ci dice pure io ho fatto il richiamo di preparazioni, quindi è colpa mia, quando i protagonisti si prendono la colpa, come ha fatto ADL, come ha fatto poi Mazzarri dopo, noi registriamo e andiamo avanti sperando che non facciano più questi errori. Questo è. Sicuramente non ci capisco niente, ma perché nel primo tempo con tutti gli spazi centrali occupati la cura Mazzarri ha centrato Kvara creando ancora più intruppo invece di andare sugli esterni? Valentina, sì, è chiaro, quando loro mettono il pullman diventa difficile per vie centrali. Però tu puoi pure farlo, secondo me, se spingono poi Mario Rui e Gaetano. Gaetano purtroppo non ha avuto un grande impatto sulla partita, è andato al tiro un paio di volte per l'Italia. Però è l'occupazione degli spazi che poi crea un pochino di scompiglio in una difesa che ti segue e ti aspetta. Non ti fanno manco un pressing forte sui portatori di palla, ti aspettano e ripartono. E così devi avere tu il pallino del gioco, e se non fai giro palla veloce, se non fai muovere senza palla i ragazzi, è chiaro che si sviluppa veramente poco. Al gol di Candreva, Mazzarri ha esclamato: oh, un tiro hanno fatto questi, non so, non riesce proprio a fermare a fare la media. Ma lì ragazzi non si cambia, è una cosa che diciamo spesso di De Laurentiis. De Laurentiis alla sua età, quanti ha? 73, non lo cambi, questo è e questo ti devi aspettare. Anche Mazzarri è arrivato ad un'età dove non è che puoi cambiare il tuo atteggiamento, il tuo istinto anche a livello di comunicazione. È così, ed è un pochino ti dà una sensazione anche un po' di debolezza. Si vede che in panchina lui è un po' arreso a quelle che sono, subisce un po' la partita, non lo vedo incidere come invece faceva Spalletti e stava lì sul pezzo. Quell'altro si sedeva pure in panchina a scrivere, quindi male non cambia niente. Ci sono altri allenatori che hanno un po' più di forza, un po' più giovani e sono un po' più sul pezzo, che poi l'età dipende da come te la senti, l'età, perché se non sbaglio Spalletti ha qualche anno in più di Mazzarri. Però andiamo. Io 20 euro su Napoli vincente Supercoppa ce li metto, non di più ma neanche di meno. Amico, se sono i soldi tuoi, fai quello che vuoi. Io quando si parla di scommesse sono più tentato di fare il contrario. Martino ancora, messaggio alla community, i like per favore, questo canale li merita davvero. Valerio, senza Kvara con la Lazio come scendiamo in campo? Chi ha dato buoni segnali in questa partita? Chi merita la conferma? Amico mio, ti rispondo subito, se Lindstrom non lo vede, perché sarebbe la soluzione più logica, ci va Zerbin là, non c'è altra soluzione, a meno che nel frattempo nel mercato arriva Traoré, vediamo che sta bene e ci mettiamo subito Traoré lì, ma è immediata la mia risposta, ci va Zerbin, perché sta dimostrando di avere voglia di metterci tutto quello che ha. E per quanto riguarda le scommesse, io la penso sempre al contrario, ovvero visto che la felicità di vincere una coppa in questo periodo, in questa annata, non avrebbe prezzo, io metto prima una bella scommessa vincente Fiorentina, così se usciamo almeno mi sono fatto i soldi. Sono triste, ma mi sono fatto i soldi della Fiorentina, e poi la finale. Se invece passi, hai perso qualche soldo, ma almeno passi e sei in finale, poi ti giochi la vincente contro il Napoli e lo stesso discorso vale, e se vinci e hai perso soldi, sentiti anche contento di aver perso qualcosina, ma almeno puoi esultare con i tuoi compagni. Grazie Demme, esatto, Gilles, esattamente, Logan Gioletto. E se con l'assenza di Kvara partisse col 3-5-2 che abbiamo visto a un certo punto oggi con Raspa Simeone, è chiaro che più aumentano le assenze, le indisponibilità, più potrebbe arrivare a fare il cambio di modulo, che però continua lui in conferenza ad escludere categoricamente. Ogni volta gli fanno la domanda e lui ogni volta dice: uè, ma io voglio fare proprio il 4-3-3, la dovete smettere. Quindi lo sta respingendo il cambio di modulo con forza Mazzarri. Quindi io penso sempre che parte col 4-3 e poi aggiusta in corsa,
perché quando la aggiusta in corsa, essendo un pochino mascherato, effettivamente devi guardare la partita e le posizioni medie per capirlo. Lui può pure dire al presidente che presidente, che capisci? No, ho messo 4-3, hai visto, presidente? Quindi, perché siamo sempre lì, no? La richiesta è stata quella e lui per questo è venuto, perché faccio quello che dite voi, non mi interessa fare il modulo che conosco di più. Ci può stare come soluzione, però Raspa Simeone insieme dall'inizio la vedo difficile senza Osimhen, perché ad un certo punto anche Simeone oggi è chiaro i 90 minuti non ce li ha, quindi c'è stato un momento in cui ho detto Simeone non riesce più a pressare, Simeone sta in difficoltà e mi sarebbe piaciuta una sostituzione addirittura di Simeone. Sbaglio o ne fa solo 3 Mazzarri alla fine, perché entra Raspadori, entra Zerbini ed entra Demme, non ce n'erano altri praticamente, potevi far entrare Gioielli, abbiamo i Gioielli numero 60, quindi il doppio centravanti, ti perdi la sostituzione, quindi non credo. Allora, appena puoi recupera l'intervista post partita di Rachmani a DAZN. Solo io noto sconforto e l'aver mollato la presa, vorrei recuperare in medio magari domani nel video. Sicuramente, amico mio, non mancherò. Qualcuno mi stava già portando le parole, me le stava riportando, però effettivamente, come dici tu bene, voglio vedere la faccia per commentare, voglio vedere il tono di voce, voglio vedere il body language per essere più preciso nel commento, che poi sono intuizioni, uno si può sbagliare, però certe volte il tono di voce ti dice più delle parole che utilizzi e quindi voglio farlo e lo farò sicuramente. Iscrivetevi al canale perché domani vi arriva tutta l'analisi con gli screenshot. Mi sono segnato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 minutaggi che non entrano negli highlights ma che sono minuti speciali dove ho notato delle cose tatticamente oppure di body language che sono importanti da far vedere con gli screenshot. Se non sei iscritto al canale sei completamente pazzo, perché siamo veramente alla frutta. Il risultato di oggi, non la prestazione, esalta ancora di più l'ego di Dela, crescendo anche quest'anno se la caverà senza spendere troppo, credendo, sì, ecco, parlando proprio di body language e parlando di espressioni del volto, l'hanno inquadrato più volte De Laurentiis con gli occhiali da sole che c'aveva il ghigno, la risolvo anche questa volta senza fare niente di che. Vabbè, questo noi dobbiamo sperarlo, al di là di quella che è la reazione di De Laurentiis, perché io ripeto sempre questo concetto che spero che passi preciso e chiaro. Non dobbiamo tifare contro De Laurentiis, perché se De Laurentiis non va in Champions sta a posto lo stesso, può monetizzare con la cessione di alcuni calciatori e fa la squadra quella là senza avere noi la soddisfazione di andare in Champions. Quindi tifare contro di quello non significa che lui vende oppure molla oppure una soddisfazione per lui che lui guadagni di meno, spende di meno, se guadagna di più hai la speranza che possa almeno pareggiare quelle che sono le entrate con le uscite, per evitare di pagarne di tasse, perché poi è sempre lì l'equilibrio. Più che spendere per esigenze tecniche, quindi di trovare degli elementi che servono in campo per sostituire quelli che hai venduto, alla fine c'è sempre un'esigenza finanziaria che ti porta per esempio all'acquisto di Lindstrom. Ci stava come profilo perché può crescere e te lo puoi rivendere, possiamo permetterci di spendere questi soldi così non abbiamo troppi incassi nelle casse che mi portano poi a spendere di tasse, quindi invece di spendere di tasse posso comprarmi un giocatore che ha un valore, che prende poco di stipendio e quindi è perfetto nel progetto Napoli. Se ragioniamo così non siamo più sorpresi di niente, se facciamo veramente matematicamente il calcolo delle uscite e delle entrate siamo sorpresi di meno e non diciamo come qualcuno non vi preoccupate, quello spenderà 70, 80, 90 in questa finestra di mercato. Balle, frottole, sono frottole, e quindi noi non siamo sorpresi, ci guardiamo indietro e nell'annata più terribile il Napoli comprò Demme l'11 gennaio, quindi siamo al 12, siamo al 13 adesso e ancora deve arrivare il sostituto di Elmas. Demme l'11, mi pare il 18 fu annunciato Lobotka e il 28 fu annunciato Politano nell'annata tremenda. Adesso abbiamo preso Mazzocchi e aspettiamo gli altri. Samardžić non lo vedo,
Pensavo di vederlo, non lo vedo, perché poi quando ti viene meno Zelinski per scelta tua o per sfortuna di affaticamento muscolare, la cosa più logica è che tu hai Elmas, perché l'avevi già in casa, il futuro Zielinski che doveva prendersi quella zona di campo e spaccare tutto. Hai deciso di venderlo, benissimo, devi sostituirlo con Samardžić, non lo hai fatto ancora, hai delle partite dove adesso devi mettere Demme titolare. Salvatore, ti ringrazio tantissimo per il tuo supporto che permette a Diego di segnare un bellissimo gol su punizione. E meno male che i calci di punizione, ragazzi, perché arriva da un calcio piazzato. Su azione non segniamo più, nemmeno con le mani. Arriva dal rigore, ben tirato da Politano, e sul calcio di punizione finale. Daniele, contiamo il numero di passaggi di Lorenzo Poli e Rui Kvara. Mi piace sta cosa, Daniele, cercherò di farlo per capire, perché abbiamo notato che da quando c'è Mazzarri si gioca molto di più a destra, e per un periodo era logico perché avevamo l'emergenza a sinistra dove si sono alternati Juan Jesus e Nathan, e quindi era più logico. Adesso invece, visto anche che la scelta di accentrare Kvara mi sembra fatta a tavolino, si sta attaccando molto di più a destra e dobbiamo capire se questa cosa ti sta portando dei benefici, perché io non sto vedendo dei benefici. Non è che da lì poi stiamo creando tantissime situazioni pericolose che non ci fermano più. Quindi anche questa cosa è per capire, tu lo so che vuoi vedere anche se c'è connessione tra Rui e Kvara, se c'è qualcosa sotto, però io ho visto Mario Rui molto maturo oggi. Avevo sottolineato nella partita con il Torino anche Mario Rui svogliato. Oggi l'ho visto maturo, perché in più occasioni anche lui, ricordiamoci che è diffidato, quindi non può permettersi mai di farsi ammonire, e sappiamo che è fumantino, quindi sta là sempre per scoppiare. Si è mantenuto, ha chiesto il recupero all'arbitro con molta educazione, e quindi l'ho visto maturo. È stato importante l'atteggiamento di Mario Rui. Inzaghi dice che Demme sul gol fa fallo, ma dove? Che schifo di persone, continuano tutti avvelenati. Edoardo Albano, vergogna Inzaghi se ha detto questa cosa, è uno dei colpi di testa più puliti che abbia mai visto in Serie A, e non fateci ridere perché stiamo vedendo delle schifezze senza precedenti, e mi introduci l'argomento degli arbitri del VAR, dove Rocchi ha fatto delle dichiarazioni inaccettabili. Ma come ti permetti tu, arbitro, di dire io il rigore te lo do, poi tu lo sbagli, sei tu che l'hai sbagliato? Ma chi sei? E poi si lamentano, che i tesserati si lamentano, eccetera eccetera. Siamo veramente alla fine del mondo. State facendo un macello, state scontentando tutte le tifoserie, perché ogni squadra ha qualcosa di cui lamentarsi, ogni squadra ha qualcosa in cui le cose gli sono andate bene e poi lo nascondono. Siamo veramente alla frutta. Male Inzaghi che si attacca a questa cosa qua, che è assolutamente falsa. C'è simulazione ancora una volta, e quando gli arbitri, ecco perché poi ritorna il discorso, dice quello si è buttato a terra, si è alzato, mi ha guardato e poi è caduto, quella è furbizia. Io là sono con loro, perché più di una volta è successo. Ricordiamo Faraoni, ricordiamo altre situazioni dove Teo Hernandez che lo fa sempre, si buttano a terra, guardano e restano a terra. Lì simulazioni, lì dovete intervenire. Se non cominciate ad ammonirli, se non cominciate a multarli, quelli là che fanno finta di essersi fatti male per avere un vantaggio, continueranno a farlo, perché con il VAR il minimo contatto tu speri che possa diventare un fallo per te, oppure possa annullare un gol per loro. Con il VAR sta peggiorando, con il VAR le simulazioni stanno aumentando. Quindi qual è la soluzione? Togliere il VAR? Non è la soluzione togliere il VAR. La soluzione è cominciare ad ammonire con la prova TV, cominciare ad ammonire retroattivo, cioè tu devi guardare la partita, a fine partita vedi l'ammonizione, vedi la simulazione e lo multi e lo squalifichi. Martino, qual è la strategia della società per gestire la carriera di Kvara? Aspettare di vendere Osi prima di fare il rinnovo contratto? Amico mio, grazie ancora. Io non so
se c'è una strategia. Registriamo le parole di De Laurentiis, lui dice non mi dovete rompere i coglioni con il rinnovo di Kvara perché lo abbiamo appena comprato, tiene 4 anni e quindi lo vuole mantenere così. Non è possibile ragionare così con un giocatore di questo talento che guadagna meno di Dem, guadagna quanto Zerbina, una poca. Non è possibile. Gli occhi del mondo Kvara ce li ha addosso. Quindi è un giocatore che può avere anche una stagione un po' in flessione, può sbagliare dei gol, ma è giovanissimo e ha dimostrato di avere, l'ho dimostrato anche oggi, di avere le stimmate di quello che, messo in una squadra, in una società importante e seria, lo proteggono anche di più gli arbitri. In una società importante e seria verrebbe protetto anche di più dai calci che prende, esplode completamente e fa godere gli amanti del calcio. Non lo so qual è onestamente la scelta della società, perché se avessi voluto dargli una soddisfazione anche con anche un gesto, non devi portarlo a 5 milioni, ma un gesto dove glielo raddoppi o lo metti a livello di Demme, un gesto così, tu quello sta tranquillo, un altro paio d'anni se li fa, altrimenti potrebbe puntare i piedi anche lui, e perché dovrebbe decidere di rimanere con noi in una società disastrata, perché è disastrata. Quindi veramente non ti so rispondere. Ma quale squadra a un punto dalla zona Champions è già spacciata? Miami, vale che ipocondria, ho capito mettere mani avanti, ma obiettività. Amico mio, sei molto disonesto, nessuna ipocondria. L'obiettività ti deve portare a dire che ci sono 50 squadre davanti a te e non è una questione di punti, è una questione di che le altre squadre giocano meglio di te e che tu fai una fatica bestiale. Se vuoi andare in Champions devi fare come minimo 65 punti, per fare 65 punti devi fare un girone di ritorno da paura, devi fare un girone di ritorno a livello dell'Inter, a meno che non si squaglia il Bologna, si squaglia la Fiorentina, si squaglia la Lazio, la Roma devasta e l'Atalanta non gioca più a pallone, dopodiché vai in carrozza. Se sbagli tu a chiedermi obiettivi, l'obiettività questa è. L'obiettività è questa. I numeri non mentono purtroppo. Se tu vuoi sognare che sta andando tutto bene e che ci andiamo tranquillamente, questo è l'errore che porta De Laurentiis a dire tutto a posto, sono fortissimo, non ama fa niente. Questo è l'errore, e come te ci sarà gente che consiglia il presidente e dice non ti preoccupare, risparmia questi soldi, tanto questi ragazzi non devi annellare nessuno, sono talmente forti che vanno da soli. Non ci vanno da soli, la Salernitana ti ha messo in difficoltà, la Salernitana ultima in classifica con 8 indisponibili, non stavi vincendo. Come puoi pretendere di fare un girone di ritorno a livello dell'Inter di quest'anno o a livello del Napoli dell'anno scorso? Da dove ti esce? L'obiettività è questa. E gli atteggiamenti questi qua ti portano poi ad essere troppo ottimista e a fare gli errori che hai fatto d'estate. Aia e FIGC, spero che varrestano a tutti. Commento memorabellino di Giorgio Mele che non sbaglia un colpo, che sta là, ci ragiona e quando dice una cosa è sempre un commento memorabellino. Io ero sempre arrivato al va rivista, questa azione va rivista, questo protocollo va rivisto e tu sei più forte. Dem è sempre stato un buon giocatore, visto la penuria a centrocampo, oltre l'infortunio di Calisto, teniamolo stretto, è chiaro, ma non ti puoi proprio permettere di andare di spolpare ancora questo centrocampo. Abbassare gli ingaggi e cercare la qualificazione in Champions. Quest'anno il progetto è stato fatto da un bambino di 5 anni. Demme va a scadenza e gioca solo se c'è la Moria. Zairischi va a ma gioca sempre. Figli e figliastri. ADL disse chi non rinnova non gioca. Darion, ma adesso la cosa potrebbe anche essere cambiata. Perché dobbiamo capire questo affaticamento muscolare, se è vero o fasullo, se si sono rotte le giarretelle o semplicemente se tu pensavi magari di poter ovviare con Gaetano, ovviare con Caiuste, ma non puoi, perché magari tu c'hai anche c'hai Lobot che ci metti Caiuste dall'altra parte e Zielinski esce dalle titolarità. In questo momento non è così. Ti puoi permettere di fare il gradasso con Lozano a inizio stagione perché c'avevi comunque Politano.
il gradasso non lo puoi fare quando non hai 11 giocatori da schierare in campo, quindi al di là di figli e figliastri tu devi mettere una squadra che può giocare a pallone e vediamo come si sviluppa questa cosa dei Zielinski, perché io non credo che se lo vengano a prendere a gennaio spendendo dei soldi, a meno che non lo lasci andare praticamente a gratis, perché ti dà fastidio vederlo negli spogliatori. Spero questa vittoria non metta in ombra i problemi di questa squadra. Non lo farà, Davide, non lo farà. Per chi sarà onesto nell'analisi non lo farà. Chi invece vorrà mettere la polvere sotto il tappeto si sentirà responsabile quando poi le cose non cambiano, perché io devo sperare semplicemente che questo ti dà una forza di nervi, ma non è che hai messo sotto la Salernitana. Assolutamente no. Nell'ottica della prossima stagione, quale giocatore di alto livello verrebbe a Napoli con la quasi sicurezza di non fare la Champions? Intendo al posto di Osi, anche con 120 milioni. Esatto, no, prima di tutto escludiamo questi 120 milioni, nel senso che se pure trovi un folle che ti dà 120-130 milioni della clausola, il Napoli non li rispende tutti per un altro giocatore. Perché? Perché non c'è un giocatore che vale 120 che tu puoi prendere e sceglie il Napoli, e se vale 120 ha un ingaggio che il Napoli non vuole mai pagare, perché è un unicum. Ricordate che Osimhen è un unicum nel valore di 50 più 20, che poi accettava comunque un ingaggio nella logica del periodo con cui stava il Napoli, che era intorno ai 4,5, come li pigliava Lozano, e quindi stai al limite e stai al limite. Adesso si deve partire da tutti altri presupposti, e il fatto di non avere la Champions ovviamente ti limita quelle che sono le scelte che puoi fare, perché ci sono giocatori che dice ma preferisco andare in un'altra squadra. Allora, io non ho visto nessuna comitato, ma non c'è nessuna novità. Il comitato Rossaro, ma sta veramente vaneggiando Inzaghi, e lo faccia e se ne vada in Serie B senza alcun problema. Ringrazio André Ongang e abbraccio. Mi ero perso Emanuele Simeoni che diceva Demme c'è, forza Napoli sempre. Grazie mille Emanuele per essere abbonato. E quindi sconfitta e meritata, ci sentiamo presi in giro, c'è il fallo di Demme, siamo sempre penalizzati. Guarda, meno male che noi non abbiamo niente da chiedere a questo campionato, perché non stiamo lottando, perché altrimenti avrebbero cavalcato questa cosa e avrebbero detto il Napoli aiutato. Non si può proprio dire, è una storia che non regge, Pippo, mi dispiace, non regge, e non regge nemmeno il fatto vogliono affossare la Salernitana, cioè veramente, se riuscite a risalire con le vostre forze, risalite con le vostre forze, ma pensare che vi stiano prendendo in giro, vi stiano affossando, non è una presa in giro che fai tu che fai tu a noi, senza alcun dubbio. Io spero che si salvi la Salernitana, lo sai, era Salvatore, poi al di là della battuta, io lo dissi l'anno scorso, cioè io fui contento del Salvatore, perché quest'anno, oggi, questa mattina, è la prima volta nell'arco degli ultimi anni che abbiamo affrontato la Salernitana che avevo un po' di timore. Ero convinto, perché lo avete visto dalla reaction, che in qualche modo si sarebbe vinto, e si è vinto con molta più difficoltà di quello che pensavo. Va bene, però storicamente il Napoli in Serie A con la Salernitana non perde mai quindi era almeno la sicurezza. Negli anni scorsi diceva vabbè, casa Salernitana almeno siamo tranquilli, e quest'anno per la prima volta era un pochino teso, però è andato tutto bene. Sono onesto, preferivo fare 1-1 con i cugini di Salerno, una vittoria che non serve, la prossima manca a Kvara, ma la squadra resta non competitiva. No, amico, mi servono i 3 punti più a noi che a loro. Un punto a testa non serviva a nessuno. Può essere che la Salernitana il punto gli dava anche forza per fare qualche altro risultato sicuramente, ma no, si salvi chi può in questo momento. La vittoria che a noi serve, chiaro che manca a Kvara e quello è il problema, però sì, dobbiamo analizzare, ecco, questo è il momento che io preferisco, con i punti in tasca, analizzare le problematiche e lavorare con un po' più di serenità. Con i punti in tasca
lavorare sulle problematiche che ancora ci sono. Allora, ciao Vale, non so come devo valutare l'espressione del nostro presidente dopo il triplo fischio finale di aiutami. Non lo so, Virgilio, tiene quel ghigno, tiene qualcosa, ci deve far sapere. Noi abbiamo, guarda, manca una decina di giorni e sapremo, perché lui deve prendere la parola, porta tutti a cena gli amici suoi e ci faranno sapere gli amici suoi cosa sia detto. Non sappiamo se sarà a microfoni aperti, non sappiamo se sarà una cosa, ci dobbiamo aspettare e ci dobbiamo fidare che ci dirà qualcosa, una verità nelle pieghe, la verità delle pieghe che voi non sapete. Ma parla, non fare il buffo, che praticamente dici una cosa ma non la dici, chiedi scusa ma dai la colpa agli altri, ti fai la persona seria e dici quello che sai. E invece no, vuole aspettare la Supercoppa perché magari pesca un'altra aragosta dalla tazza e quindi con quella cosa là può dire una cosa, oppure col mercato che pensava di fare, perché lui ha detto io intervengo sul mercato, io recupero il tempo perduto con il mercato e stiamo ancora aspettando. Mazzocchi. Esatto, basta un filotto di 3 vittorie e slam. Esattamente, siamo capaci di fare. Fino ad oggi non l'abbiamo fatto un filotto di 3 vittorie. Il Napoli deve cambiare registro per poter fare un filotto di 3 vittorie. E non è semplice per questo Napoli fare un filotto di 3 vittorie. Mentre fai tu un filotto di 3 vittorie, gli altri si devono fermare tutti quanti. Anche quando ci sono gli scontri diretti tra di loro, si incontrano Fiorentina, Bologna, Lazio con la Roma, si devono fermare, cioè devono fare 0 punti tutti e due. Non è possibile. Quindi se fanno un pareggio, un punto a testa comunque lo fanno e tu ne recuperi solo 2 e stai comunque dietro di 5. Dobbiamo vedere quello che succede. Il filotto sì, è quello che chiedeva anche Garcia, non è mai arrivato quest'anno e deve cambiare molto, di molto il registro per cominciare a ragionare sul filotto. 3 vittorie per 2-1. Le 3 vittorie per 2. Ah sì, vabbè, io ho smesso di contare il filotto di Mazzarri così. Lindstrom è finito. Lindstrom quante volte te l'ha detto che non gli piace e che non lo riesce a mettere. Aspetta, mi ero perso Andrea. Che ne pensi della munizione di Kvara? Stupida, imprudente, sciocca, fessa, una sciocchezza, un'ingenuità. Contemporaneamente però, onestamente, ma quante volte lo fanno contro di noi che allontanano il pallone e perdono tempo? Quante volte non hanno ammonito mai nessuno? Quante volte? Perché Kvara deve essere ammonito e tutti gli altri no? Che si buttano a terra, che perdono tempo, che spostano il pallone, lo fanno in continuazione. Non ho mai visto ammonizioni così severe a tutti quanti. A Kvara invece sì. A Kvara invece deve essere ammonito perché il regolamento vuole che se sposti il pallone devi essere ammonito. Che ne penso? Penso che Kvara non ha ancora capito dove sta giocando. Non si è ancora reso conto che la situazione è questa qua. E poverino il ragazzo, mica me la prendo con lui. Bene Gollini, giustissimo, just remember, giustissimo. Non l'ho ancora detto nessuno, onestamente ha fatto una buona gara, sicuro meglio. Al di là del paragone con Meret, ha fatto quella smanacciata, la parata sul cross, che signori, lì finiva la partita e se ne cadeva fuori grotta. Ha fatto una parata fondamentale Gollini. Gollini 7 in pagella, non scherziamo. Non scherziamo proprio. Nel frattempo arriva un vocale, adesso lo sentiamo. Angela. Ma al 36esimo del primo tempo non c'era un rigore su Simeone, non l'ho vista bene, ma Simeone diceva che gli avevano tirato la maglia. Sì, mi pare di averlo scritto. Brava, bravissima, 36esimo. Ma non si vedrà perché devo farlo vedere così, però sta scritto proprio qua. Vedi? Politano alto, Simeone no rigore al 36esimo e mi sono scritto proprio il minuto perché non lo sai mai se poi alla fine esce negli highlights oppure no e volevo fare uno screenshot anche su questo. Brava Angela, molto molto attenta ed è così. Ed è così, forse più rigore quello che ci hanno dato, ma assolutamente no, ci potevano stare tutti e due. Non ci aggrappiamo a questo, però registriamo tutto. Non ci aggrappiamo a questo, ma registriamo tutto.
È assurdo che Kvara abbia preso già 5 gialli mentre l'Inter ha appena 24 gialli in 19 partite. È una vergogna. Lo so, amico mio, lo so. Non lo nego, non lo nego. È una cosa che vi ho detto a inizio dicembre. Siamo a metà gennaio. Quando si cominciava a scricchiolare un po' tutto e avevo capito l'andazzo, vi dissi proprio questo. Alla fine di un video dissi attenzione agli arbitraggi, perché lo ricordo bene. È proprio l'annata Ancelotti Gattuso, è tale e quale per troppi motivi. E anche in quell'annata lì, mentre noi eravamo nell'analisi delle problematiche, ma i moduli, le formazioni, gli ammutinamenti, eccetera, eccetera, nel frattempo ce ne stavano facendo di tutti i colori. Quindi non è più un caso, non è una cosa casuale. Quando sei forte, sei più forte di tutto, le cose te le possono anche fare, ma tu you brush off, cioè non te ne accorgi proprio, ti togli la polvere e vai avanti. Quando invece le cose vanno male, le cose diventano pesanti e possono approfittare. Anche sotto questo punto di vista ti tirano proprio a terra, ti tirano sempre di più a terra. Toccherai 3 punti. Il mister deve smettere di subire la partita, tu devi essere il comandante, indomito e infondere coraggio. Ma lui è un po' pavido. Bisogna prendere 3 giocatori e allenare la fase senza palla, solo movimenti. Hai ragione, però non l'ha dimostrato finora. Dovrebbe anche lui prendere un po' di coraggio e non ce l'ha, perché quello che ci ha detto spesso in conferenza ha detto io devo ricompattare, non dobbiamo prendere contropiedi, e quindi l'obiettivo di Mazzarri appena arrivato era di non prendere gol. Contemporaneamente i gol abbiamo continuato a prenderli e abbiamo completamente perso la fase offensiva perché non segniamo più. Oggi l'abbiamo fatti sul calcio piazzato, va bene, però si deve migliorare molto di più. Ci deve essere un po' un'unione di intenti, ci deve essere il coraggio da parte dell'allenatore che deve infondere coraggio ai giocatori, ci devono essere i giocatori che si sentono anche forti di fare, di riempire l'area, di non aver paura di prendere un contropiede e così. Che ci siano tante squadre a lottare per i primi posti è un bene, perché la classifica si accorcia. Considerando che per la Champions potrebbe bastare il quinto posto, penso che bastano 63-74 punti. Ma c'è una bella differenza tra 63 e 74. Tu dici forse 63 e 64. Devi fare comunque un giro di ritorno pazzesco. Anche le altre, perché stiamo veramente, hai ragione a dire, sono tantissime squadre in pochi punti. E ne resterà una sola. Il quinto posto potrebbe essere la salvezza di qualcuno. Ecco perché il Napoli, mentre io vi dico non vi voglio illudere che tutto andrà bene e vi faccio un discorso matematico, contemporaneamente il Napoli deve crederci e devono vederlo. Io vi dissi una cosa che era tanto bellina: vincere il campionato delle sorelline. Non siamo una sorella, non lo siamo mai stati, non siamo mai stati una sorella. Le sorelle sono 3 e 3 rimarranno. L'anno scorso le sorelle sono sparite e ha vinto il fratello, il Napoli. Non è una sorella il Napoli, figlio unico in Italia. Però devi vincere almeno il campionato delle sorelline, e le sorelline sono quelle là: la Lazio, la Roma, l'Atalanta. Adesso ci sono delle sorellastre, si stanno infilando perché la Fiorentina e il Bologna stanno facendo bene. Devi vincere il campionato delle sorelline, e se vinci il campionato delle sorelline noi non parliamo di fallimento di stagione, e parliamo di un momento che poi ne sei uscito e sei riuscito a fare bene, e almeno hai fatto un girone di ritorno dignitoso. E il girone di ritorno ti serve per l'anno prossimo. Facciamo questo, cominciamo a ragionare così, che il girone di ritorno ti serve per l'anno prossimo, perché il girone di ritorno dell'anno scorso non ha aiutato l'inizio del girone di ritorno di adesso. Quindi cominciamo a ragionare sul lungo. E ringraziamo Simone De Stefano. Sonenos! Si può rifare un breve riassunto? Quando sei bellino. Vantaggio e vittoria solo a 9 mesi. Bisogna continuare a preoccuparsi, c'è un barlume di speranza. Amico mio, io te lo voglio dare un barlume di speranza. Napoli, allora, il titolo dello speranzoso può essere Napoli infinito, cuore Napoli, non si arrende mai fino alla fine, fino all'ultimo respiro. Il Napoli ci ha provato fino alla fine ed è riuscito con caparbietà a strappare la vittoria, meritandola, perché comunque questo è il barlume di speranza su cui ti puoi attaccare. Contemporaneamente, con un po' di realtà, è stato un primo tempo penoso, penosissimo. Ancora una volta un Napoli abbastanza a due facce, sterile nel primo tempo, ci ha salvato un rigore, e poi c'è stato un momento in cui hai vinto un duello
hai vinto un duello in aria e quindi sei riuscito a fare la cosa. Il calcio fa parte anche di questo, cioè i momenti della gara che ti vanno a tuo favore e ti svolta, perché è chiaro che quando vedo Kvara che si scarta tutta la squadra, scambia con Zerbin e comunque non riesce a segnare, io penso vabbè, è stregatissima e non se ne esce più. E invece ne siamo usciti almeno per questa partita con il gol di Rachmani. Rachmani un altro molto sotto i riflettori per il suo rendimento, potrebbe dare una spinta importante, perché in questo momento bisogna lavorare sulla testa dei ragazzi. Tatticamente questo siamo e questo saremo, qualcosa si crea, qualcosa no, ma bisogna lavorare sulla testa, che è la testa che ti fa andare al doppio della velocità, è la testa che ti fa fare delle cose, e invece di tirare sempre centrale perché hai paura di tirarla fuori, se la testa sta un po' più libera, la angoli, la tiri meglio e dai almeno un po' di preoccupazione. Pare che stiamo veramente cogliendo il portiere, e se cogliamo il portiere è difficile se non si spostano. Allora, Juventus ha stappato lo champagne per aver vinto, lo so, ma loro sono così. Loro non hanno la velleità di giocare bene, hanno anche una classifica che onestamente possono permettersi di stappare lo champagne, perché non stanno mollando, nonostante giochino maluccio rispetto all'Inter che gioca un pochino meglio, non stanno mollando e hanno lasciato alle spalle il terzo posto e sono molto più tranquilli per un girone di ritorno dove, se non crollano, hanno almeno ripreso la Champions League, che era l'obiettivo iniziale di stagione. Quindi è normale che stappano lo champagne. C'è ancora più urgente bisogno di nuovi acquisti. Contro la Lazio giocavamo in primavera. Esatto, cominciamo a vedere nomi nuovi. I nomi nuovi. Gioielli è la prima volta che lo vediamo, perché devi riempire la panchina almeno numericamente, quindi già avevamo visto che Russo veniva inserito, adesso vediamo Gioielli che ha sostituito il diamante Elmas, lo dicevano tutti. C'è bisogno del mercato assoluto, assolutamente. Il Napoli sembra che si stia orientando per questi prestiti con diritto, insomma qualcosa che rischio zero, perché può essere che non sei convinto e perché sicuramente non sai chi sarà il prossimo allenatore, quindi non vuoi prendere dei profili che magari al prossimo allenatore non servono, e quindi ti ritrovi dei giocatori con dei contratti che magari sono inutili e te li devi rivendere. Non lo puoi fare. Quindi la scelta della formula, almeno di prendere giocatori con il prestito, con il diritto, se va bene lo riscatti e se no, è giusta. È teoricamente giusta. Il problema è che quali profili riesci a prendere con queste direttive? Sono limitati questi profili, e quindi ti capita un Traoré che sicuramente se torna quello del Sassuolo molto bene, gran colpo, però ti devi prendere il rischio che è un giocatore che atleticamente è tutto da recuperare, perché ha giocato pochissimo quest'anno con tanti problemi. Allora, Simone, sono il ragazzo che ti ha scritto da Bergamo. Ah, grande Simo, un abbraccio gigante, grazie mille. Arrivo tardissimo, ma arrivo. Ciao amici, ciao Valerio, che sofferenza, vi voglio bene a Napoli. Un bacio Claudia, grazie sempre per la tua per la tua presenza e il tuo supporto, e ricordo a tutti, non è un problema se ve la recuperate dopo la live, potete guardarvela dopo con calma, potete metterla in sottofondo mentre fate i servizi, mi fa piacere. Voi lasciate il like, però a quanti like stiamo? Perché abbiamo una media di 900 persone online. A quanti like stiamo? Perché sennò io poi ascolto. Ok, è arrivato il momento dei vocali, i like. Vale, una domanda, ma allora che dici? Forse lo vedremo Lindstrom titolare nella prossima con la Lazio? Scusami se andiamo già oltre questa vittoria. Ragazzi, solita. Poi ascolto Raffaele. Luca, la domanda è buona, la domanda è ottima. Tu dici, subate pure Kvara, se non lo vediamo nemmeno adesso a Lindstrom. Però io ti devo chiedere, non l'abbiamo visto nemmeno adesso con il Napoli che doveva recuperare e ha messo Zerbini. Quindi, a meno che la risposta mia è una sola: se Lindstrom dimostra in allenamento di uscire dal fuoco e di aver capito che è il suo momento, sì, Mazzarri non avrà una cosa personale, mi dai fastidio come uomo.
potrebbe esserci una difficoltà di comunicazione, onestamente, perché magari con Zerbin Mazzarri in italiano può parlare di alcune cose e con Lindstrom magari c'è un pochino più di difficoltà. Lo possiamo pensare? Conoscendo l'inglese di Mazzarri, lo possiamo pensare. Di conseguenza, alcuni giocatori tu puoi anche non parlarci e capiscono di più. Se Lindstrom è un pochino più indietro, anche a livello di tattica individuale, cioè nel capire cosa deve fare senza avere bisogno di direttive, Mazzarri gli preferisce un italiano con cui può comunicare meglio, anche se ha meno mezzi tecnici, perché voglio immaginare che Lindstrom abbia dei mezzi tecnici superiori a Zerbin, no? Però la risposta mia è quella: se Lindstrom non fa uno scatto in avanti, la prossima gioca Zerbin. Non c'è dubbio, perché Mazzarri questo ci sta dimostrando. Un like per Demme, fatemi sapere. Ma figurati, grazie alla risposta, grazie a te per esistere. Lindstrom può giocare al posto di Gaetano, è un'altra ipotesi che io avevo fatto in passato, perché giustamente, avendo visto che lui tende ad accentrarsi, ho pensato potrebbe fare la mezzala, quella là offensiva, perché ne devi avere una che ti copre un po' di più, diciamo Anghissà, Lobot e Zielinski, che è un po' più offensivo. Diciamo una mezzala Zielinski che finisce sotto punta, per me Lindstrom lo può fare e prima o poi lo vorrei anche vedere. Contemporaneamente però, quando fai la mezzala ancora di più, devi avere un'attitudine difensiva che se Lindstrom non dimostra non lo vedremo fare, perché Zielinski sì, fantasma, Zielinski tutto quello che volete voi, però almeno ha il posizionamento e qualche fallo lo spende. Quando spende il fallo Zielinski vuol dire che è in partita mentalmente. Il posizionamento molto spesso rallenta, semplicemente rallenta gli avversari, anche se non intervieni. Ti devi mettere davanti, devi rallentare la corsa dell'avversario, se lo lasci andare, lo lasci andare. E Zielinski questo lo fa, o almeno lo faceva finché voleva farlo. Adesso non lo so se ha smesso di farlo, anche volontariamente. I like, veramente, ditemi, perché sennò smetto. Non essendo un lungagnone da Luca Cotrari, potrebbe entrare in forma in breve tempo. Speriamo, Massimo, sì, è chiaro, ha un motore diverso. Mentre tu la vedi in positivo, sì, però io la vedo, io ho sentito gente, vabbè, sulle altezze, io poi lo vediamo arrivare e valutiamo. È sfizioso perché è una storia non nuova, che magari su alcuni siti, ve lo ricordate, succedeva con Koulibaly, su alcuni siti lo portavano 1,90, 1,92, lui è 1,86. E ho visto recentemente, sempre grazie agli amici abbonati che sono sul pezzo, un'intervista dove Koulibaly dice: De Laurentiis voleva non pagare al gang da dove veniva Koulibaly, non voleva pagare l'intero cartellino e voleva lo sconto, perché si è visto Koulibaly davanti e ha detto: ma tu non sei 1,92 m. E Koulibaly dice: no presidente, sono 1,86. Ma se tu non sei 1,92 m devo avere lo sconto. Ragazzi, lo ha detto Koulibaly, quindi se non ci credete a Koulibaly, chiamatelo e dice: stai dicendo balle a Koulibaly. De Laurentiis voleva lo sconto perché aveva dei centimetri in meno. Koulibaly con la classe che lo contraddistingue dice: non vi preoccupate presidente, pagate l'intero cartellino e i centimetri ve li faccio vedere io in campo, divento più alto saltando di più. Interessante questa cosa che non avevo visto all'epoca. Per quanto riguarda Traoré, tutti i siti portano 1,77. Io me lo ricordo in campo per averlo visto con il Sassuolo e mi ricordava tanto Insigne. È un Insigne più alto, però il modo in cui gioca col baricentro un po' più basso non è 1,86, 1,90 che tu dici può entrare in forma più presto, però abbassi ancora di più, ancora una volta l'altezza media, e il Napoli stava andando in direzione opposta. E sappiamo che nel calcio moderno devono essere non solo veloci, ma devono essere anche forti fisicamente, con altezza e chili e peso specifico di muscoli, altrimenti non si vincono i duelli, così. Però, mentre vi dico questo, ancora una volta, grazie Demme, perché non sarai 1,90 m, ma hai saltato, come si dice, più in alto degli altri. Grazie a tutti. 400 like, me ne vado. Me ne vado.
I centimetri di sotto. Vedi, poi vedi, tu dici 1,84, Traoré 1,54, i centimetri di sotto, 1,84. Transfermarkt porta 1,77. Quindi se Transfermarkt è sbagliato, e Transfermarkt è un sito che viene aggiornato dai procuratori dei giocatori, procuratori, ma molto spesso dicono anche balle, perché se era uscita la notizia di Koulibaly che era 1,92 m, vuol dire che si può mentire. Io me lo ricordo piccino e dai video che ho visto vicino agli altri non me lo ricordo 1,84 m. Andiamo a vedere. Io sono più convinto di 1,77 m. Se avete ragione voi, cioè se ha ragione quelli che lo stanno dicendo, non so su quale sito, su Transfermarkt porta 1,77 m. Senza tacchi, esatto, può essere che si sia fatto che si sia misurato senza scarpe, poi si mette i tacchetti e aumentano alla grande. I like ha fatto il sviluppo, tu dici praticamente a 16 anni era 1,77 e si sono dimenticati di aggiornarlo. Può essere. A stomaco vuoto. Non è Adama Traoré, bravo Luigi, perché qualcuno su Twitter, un giornalista, non era un utente qualsiasi, ha scritto il Napoli Adam Traoré e non è Adam Traoré, anche perché Adam non esiste. O era Adama Traoré, quello là gigante con i muscoli così, o è Hamed Junior Traoré, che è quello che è interessato il Napoli. 1,84 dice Google, ma mi confermate che però su Transfermarkt è 1,77? Apriamo un caso. Finalmente hanno messo un po' di cuore, però possesso sterile, gol di Candreva clamoroso, senza i giocatori la prossima, Caiusta e Kvara, Meretta, Anghissà, Nata, Nosi, Zieru, Zanoli, andato, comprare, è chiaro, ma la lista è lunghissima. Poi, capito, Zanoli non ti serve perché hai pigliato Mazzocchi, io già non giocavo quando erano morti tutto quanto, figurati mo. Però non puoi permetterti nemmeno di lasciarlo andare così, cioè devi sostituirli. Io capisco quando si dice Zielinski va venduto subito, Zielinski va messo in tribù. No, è giusto quello che dici. Zielinski va sostituito, questo è il verbo che va usato. Va sostituito, perché non possiamo rimanere che gioco io. Io non sono buono. Transfermarkt 1,70 per la questo. Bravissimo Giuseppe. Bravo. Questo è il commento memorabellino che aspettavo. 1,77 per la questura, 1,84 per gli organizzatori. Raffaele Granata. Piccola analisi post partita, volevo dire solo che per me questa partita ha due facce, come stava dicendo anche Vale in live che stavo sentendo. La faccia positiva è quella della capacità di reazione, perché comunque l'1-0 nel praticamente unico tiro in porta che hanno fatto loro, a parte la smancia di Gollini, poteva veramente tagliare le gambe, e secondo me per un certo punto di vista l'ha fatto, perché poi il Napoli ha fatto comunque sempre fatica a giocare, però alla fine con degli episodi siamo riusciti a vincerla, quindi bene così. La cattiva faccia è ancora la pochissima mole di gioco creata, ma in verticale, giro palla lento, zero reaggressione. Sì. Vediamo un po' come si svilupperà, ma a me questa cosa della reaggressione mi manda al manicomio, non riaggrediamo mai. È proprio vero, Raff, è proprio vero quello che dici, che era un punto cardine, forse il punto cardine della squadra dell'anno scorso. C'è una cosa che un ascoltatore di Paolo Del Genio da New York scriveva, diceva: tu hai studiato le partite di Spalletti, ma non devi studiare le partite, devi studiare gli allenamenti, perché poi per ricreare tutto questo, le partite ci abbiamo viste pure noi, ma non so come si allena il 4-3 di Spalletti, e vogliamo sperare che Mazzarri lo sappia, ma non stiamo vedendo niente di tutto quello. Ora o non siamo in grado, perché fisicamente non siamo in grado, la preparazione di Rongoni, tutto quello che volete voi, oppure si lavorava, e questo secondo me è più importante in questo momento, Spalletti faceva un lavoro mentale quotidiano e aveva convinto questi ragazzi di portarli in paradiso con lui e di fare una cosa impensabile, perché il Napoli l'anno scorso ha fatto qualcosa di impensabile e quotidianamente li ha tenuti sul pezzo. Non mollare qua, attenzione, Osimhen sta in fuorigioco, cioè Osimhen gol su gol, giocatore gli faceva cazziate di continuo, sta in fuorigioco, indietro, Spalletti, lo ricordate?
Ed è vero che io facevo la battuta, ma Cremo va bene che Spalletti che urla in panchina, perché non vi piaceva quelli che urlavano in panchina. C'è stato un lavoro mentale dietro pazzesco, pazzesco. Anche secondo me, Antonio, ma aspettiamo notizie più precise in merito. Il caso di Benjamin Traoré, che invecchia e ringiovanisce. Allora, con la Fiorentina giochiamo con difesa e contropiede? Bella domanda, perché la Fiorentina quest'anno è una squadra un po' strana. Italiano, ve lo ricordate, che piaceva anche a De Laurentiis, piaceva perché faceva giocare di possesso palla le sue squadre, eccetera, eccetera. È cambiato molto Italiano, sta cercando di lavorare sulla difesa, sta spesso lasciando anche l'iniziativa agli avversari e si sta comportando di conseguenza. Attenzione alla Fiorentina, perché la Fiorentina è una squadra strana, è una squadra molto imprevedibile, è una squadra che Italiano ha fatto 132 formazioni diverse su 132 partite, vuol dire che non ti vuole dare, che è difficile trovare dei punti di riferimento, è una squadra difficile da studiare. Ci sono delle cose che fa Italiano che sono innovazioni, che stanno facendo un po' tutti, no? Il terzino, il difensore che va in avanti, il terzino che si mette a centrocampo. È molto interessante la Fiorentina, nonostante secondo me Italiano deve fare ancora esperienza, è bene che li faccia lontano da Napoli, però non è facile pensare che la Fiorentina si prende il pallone e tu puoi aspettarli, perché potrebbe esserci una partita di attesa da tutte e due le squadre e potrebbe uscire una partita brutta. Quindi non è una Fiorentina che prende il pallone e vuole giocare per forza addosso a te, è una Fiorentina che ti gioca di più addosso rispetto ad avere il possesso palla. Il Napoli non è abituato ad aspettare, il Napoli finisce per averlo il possesso palla, anche se col Torino non era stato, siamo arrivati 50-50, però sarà una partita veramente interessante e siamo in difficoltà, quindi veramente Don Raffaele prega per noi. All'ADL Italiano farebbe comodissimo, gli farebbe girare, esatto, parlavamo proprio del fatto delle formazioni, stiamo seguendo questa cosa, France, infatti diventa uno dei profili secondo me più bravo Nicola, vedi la memoria dei più giovani, perché i più vecchi devono avere memoria lunga, devono avere la memoria storica, ma i più giovani hanno memoria nel breve di cose che magari io mi dimentico. Kvara, you look the line, cazzo, perché cioè, un fuorigioco che Kvara fece e Spalletti disse stai guardando praticamente, sei in linea, vedi la linea tra la linea del fuorigioco, la linea dei difensori, quindi non puoi andare in fuorigioco e si arrabbia moltissimo. La memoria è importante. Maluccio Raspadori oggi, per te sempre meglio da titolare o può essere l'Impact Play da subentrato? Che questa è una domanda interessante. Non sta impattando, non ha impattato oggi. Ha avuto difficoltà a trovare tra le linee, però si è mosso molto. Onestamente, per me Raspadori, insisto, se tu ci punti da punta e la squadra gira bene, Raspadori bene da punta, da prima punta, da seconda punta, insomma, in zona porta, perché quello che fa meglio secondo me Raspadori è il tiro in porta, non è un trequartista che ha la rifinitura, il passaggio illuminante, così. Se gli riesce di più la rifinitura da falso 9, cioè da attaccante, quando sta spalla alla porta, un paio di volte ha messo Kvara in porta, però era anche assurdo poi vedergli giocare una partita a rincorrere palloni lunghi e alti su di lui, quindi lì se tu hai deciso un piano gara devi mettere il giocatore che è più logico per il piano gara. Per assurdo oggi il Napoli ha giocato di più palla a terra con Simeone e non con Raspadori con il Torino, questo poi è l'equivoco tattico. Se giochi palla a terra potrebbe essere più logico Raspadori, però non puoi anche mortificare un Simeone che quelle volte che è stato chiamato in causa è stato comunque impattante. Quindi in questo momento io faccio partire sempre Simeone titolare, perché ti può garantire un pochino di profondità se ti vengono a prendere, per esempio la Fiorentina che ti viene a prendere e lascia molto spesso un po' di spazio,
Simeone titolare tutta la vita, quindi partita per partita si deve fare secondo me la scelta, e poi con Simeone se uno fa un cross al centro, il cross di Mazzocchi, almeno Simeone salta e va a impattare, il saltare può anche portare a un errore dell'avversario, a un inciampicamento. Se tu hai Raspadori al centro, il cross non è proprio una scelta plausibile. E devo ringraziare, mi sa, anche Giuseppe, che dice contro la Lazio senza Kvara e senza gioco. Sì, perché molto spesso alla fine, se il Napoli non riesce a sviluppare, quando la palla finisce a Kvara, almeno, piaccia o no, riesca o meno, perché comunque se andate a vedere, mi pare che Kvara abbia il numero di dribbling più alto riuscito in Europa. Ne deve provare tanti per riuscire a farli, però quando la palla arriva a lui, almeno punta, qualcosa succede. Senza Kvara e senza un gioco di grande armonia, di movimenti senza palla e di passaggi di prima, potrebbe diventare ancora più dura. E speriamo che il mercato ci possa far vedere delle soluzioni, che c'è tempo mo per la Lazio, no? Dobbiamo andare prima con la Fiorentina. Allora, Juan Jesus che non viene avvisato dell'uomo, lo so, esatto, è precisamente lo specchio di questo Napoli che nel tempo si è disunito, non è più squadra. Angelo, lo dico a gran voce nella reaction, non perdetevi la reaction, perché la reaction, io lo so che i tifosi avversari si aspettano i piatti che volano, ma io continuo vedi, i piatti di plastica, proprio per evitare piatti di plastica, di carta anzi, non li rompo i piatti, e invece nella reaction escono cose tattiche, escono valutazioni tattiche che io dico ad alta voce anche per ricordarle a me stesso, in modo tale che nell'analisi io poi posso andare a rivedere, dico ok, Kite non è proprio vero, qua invece avevi notato una cosa, quindi questo che avevo notato, al di là della tattica, questo è proprio un momento di squadra che pensa ognuno ai fatti suoi, che in alcuni momenti della partita possono essere distratti, possono pensare a altro, possono essere poco concentrati, possono non essere sul pezzo, perché essere sul pezzo come l'anno scorso significa andare oltre le proprie capacità, devi andare al 110, 115, 150%. Oggi se questa squadra dà l'80, il 70% è assai, perché visto il valore assoluto dei calciatori non puoi far vedere questa roba così, stai dando il 70%, e quindi questo in aggiunta a quelli che sono stati gli errori d'estate, o può essere anche lì la conseguenza degli errori dell'estate, perché se tu fai un mercato importante e metti in panchina gente che ti può togliere il posto, ci pensano due volte prima di distrarsi. E poi gli allenatori aggiungiamo tutto, e quindi anche questo è un momento che nella live si è visto, nella reaction si è visto. Anche Politano male a parte il rigore segnato. Sì, non una gran partita di Politano. Meno male che lui mi sembra freddo mentalmente. Mi sembra uno che si fa passare tutte le situazioni. Dobbiamo lavorare, dobbiamo metterci là a lavorare. Lo vedo abbastanza, non dico strafottente, ma insomma uno di quelli che non soffre un'eventuale contestazione da parte dei tifosi, le cose sui social. Lo vedo che soffre di me. E quindi bene che abbia avuto la freddezza sul rigore, perché poteva essere veramente una roba tragica. 530, mamma mia come siete parchi di like, vuol dire che ci sono molti più lurcatori, gente di altre squadre che stanno guardando sperando che io spacco tutto, ma non spacco niente. Ma tu ti rendi conto che stasera dobbiamo essere risultatisti? In primis buonasera a tutti, perché non c'è sta una cosa buona. Forse un po' la partita di Cajuste, magari che Simeone che si è congallottato, Kvara sicuramente, ma parliamo dei due soliti noti dell'anno scorso. Ma Oreste non si salva nessuno, e quello sorride a fine partita perché abbiamo vinto 2-1, non ce la faccio più. Adesso recupero anche Time Paradox, grazie Fabietto, e i risultatisti non ci avrete mai, nel senso noi siamo contentissimi dei risultati, però il risulta trista è quello che di fronte a una vittoria del genere di città apposta abbiamo risolto, e invece no, noi andremo nel profondo. Sei iscritto Carmine Martino, che bellezza.
che però non credo sia lui. Con Carmine ci siamo visti, era stato un incontro molto molto bello. Tore Falan, primo tempo male, secondo tempo la voglia si è vista, Politano lezioso e svogliato male, far tirare Candreva da quelle zone malissimo, posso dire che Cagliuste migliora, Kvara fa sempre qualcosa. Sì, allora riprendo anche, grazie sempre Tore, grazie sempre, poi parleremo di quei progetti che teniamo in sospeso. Io devo andare a lavorare pure stasera, non riesco a respirare. Allora, giusto, tutto giusto. E riprendo la cosa di Cagliuste, riprendendo anche il messaggio di Fabio Versatile. Proprio in reaction a un certo punto dico, non male Cagliuste, perché ha fatto un paio di più volte dei movimenti dove riceve palla, si gira, fa scorrere il pallone e va in avanti. Percussione, così. Poi magari ha sbagliato l'ultima scelta, ha sbagliato qualche passaggio, però ho visto anche io dei miglioramenti, sai, il perfetto vice Anghissà, perché abbiamo visto delle cose interessanti fare, l'abbiamo visto non mollare, però poi abbiamo visto pure qualche pallone perso, qualche pallone impreciso, e quindi in reaction, mentre dico a parte qualche errore, a parte qualche pallone perso, bene Cagliuste, ma allora non stai giocando buono, non lo dico in questi termini, perché se devo fare tutto l'elenco delle cose che non è andato bene, però avete ragione, nel senso che abbiamo visto dei momenti in cui si è sviluppato l'azione dalle sue zone e siamo arrivati, abbiamo superato la tre quarti e si sono creati i presupposti. Poi manca un pochino di qualità. La qualità è importante, perché se tu togli Zelinski a questa squadra, fantasma è quello che vuoi tu, viene meno la qualità, tantissimo. Però è arrivato Samardžić, quindi stiamo tutto a posto. È arrivato Samardžić. E vedete un po', perché è perfetto, proprio il perfetto vice Anghissà, questo è il problema. Fabio al posto di Elmas, visto che è versatile. Cagliuste si ferma per mezzo di un'azione d'attacco senza motivo. Sì, perché ti manca un pochino anche l'idea, si annebbia la vista, non riesci a... Ragazzi, la differenza tra i grandi campioni che poi diventano i grandi centrocampisti d'attacco, i trequartisti e quelli che hanno la visione, no? E il pensare, Totti, per capirci, Totti pensava delle cose prima ancora di ricevere il pallone, aveva già pensato dove poteva finire l'avversario, come prendere il pallone, aveva scannerizzato il campo, come devo prendere il pallone per far arrivare il pallone lì, il movimento, e i compagni si fidavano che Totti poteva inventarsi una cosa e si buttavano nello spazio. Totti. Cagliuste non è Totti proprio perché quando manca quello, non mancherà sicuramente l'impegno, non mancherà sicuramente l'allenarsi, il voler farlo, la fisicità, il tiro, se tu tiri a porta magari tieni potenza, la qualità ti arriva anche quando tu riesci a vedere delle cose che non tutti i giocatori riescono a vedere, e lì quello manca, quello poi si parla di qualità e parli dei giocatori geniali. In questo momento non è geniale Cagliuste, penso si può dire, no? Penso si può dire. Lo so, io ho fatto un paragone un po' troppo esagerato, però per farvi capire la differenza tra quelli che dobbiamo e potevamo chiamare campioni, fuori classe, quello che volete voi, e giocatori abbastanza normali che in un contesto del calcio che viviamo nel 2024 va bene, possono fare qualche partita, va bene, però non scherziamo. Ieri mi è capitato di vedere, è su YouTube, però esce a me e non esce a voi perché era DAZN Canada. Io le cose di DAZN che escono in Italia io non le posso vedere perché c'è la restrizione della geolocalizzazione. Ieri su YouTube è uscito così, senza cercarlo, è uscita la storia di Ronaldo, il fenomeno, dagli inizi, l'infortunio e la redenzione, quando poi... Ragazzi, mamma mia, Ronaldo è il fenomeno. Cioè, parlando, capito, di gente che non fa parte dei nostri, no? Gente delle altre squadre. E mentre vedevo Ronaldo il fenomeno, vedevo quelli che lo dovevano marcare. Gente fortissima, gente intorno a Ronaldo pazzesca, che facevano partita da solo. Bella e buona la sfida con la Lazio. Tu vedi che la Lazio teneva Simeone, Mihajlovic.
Nesta periodo Lazio, poi Milan. Ronaldo è il fenomeno. Io mo devo vedere che Simeone, speriamo ben grande Simeone, ti prego non te ne andare. Cioè rendiamoci conto del calcio che stiamo guardando, e io mi rendo conto magari i più giovani non lo sanno. Io devo sperare, devo aggrapparmi a Simeone e devo dire: Simeone non te ne andare, cerca di fare un ultimo sforzo, aiuto. Demme, esatto, amico mio, Noir. Io con Demme arrizzo. E mi ha fatto arrizzare ancora una volta il buon Demme. Simeone sempre titolare, secondo me punta vera. Sì, Davide, siamo d'accordo. È bellissimo che sei arrivato a questo messaggio proprio mentre nel mio discorso a Marcord sono arrivato a dire che non è proprio paragonabile, cioè senza dover arrivare a Ronaldo il fenomeno. La riserva di Ronaldo il fenomeno era Zamorano, perché poi quando arrivò Vieri ogni tanto giocavano insieme e avevano Zamorano è una punta che oggi, senza arrivare a Battistuta, Ivan Zamorano ad oggi in questa Serie A fa 60 gol. Zamorano fa 60 gol tra colpi di testa, tiri da fuori, tiri di rapina, gol di sinistra di destra. Zamorano oggi fa 60 gol. Non scherziamo proprio. Quindi senza voler arrivare ai più grandi del mondo. Quel Kvara sottopunta accanto a Simeone che si muove destra-sinistra, cerca palla, parte da dietro in quello che mi è parso un 3-5-2 dopo la ripresa, mi è piaciuto. Sì, allora è difficile parlare di 3-5-2, sai perché? Perché poi dove finisce Politano? Finisce a tutta fascia? Perché quando poi entra Raspadori si trovano tutti e due sotto punta, sia Raspadori che Kvara. Quindi capisco quello che stai dicendo, perché abbiamo dato libertà sicuramente a Kvara di finire un po' più centrale, di trovarsi lo spazio e di portarsi appresso qualche avversario. Sì, però hai capito, è ancora mascherato e devono esserci ancora tutta una serie di accorgimenti. Mazzarri cominciò a parlarcene. Vi ricordate, lo disse quando siamo passati, io poi ho l'accorgimento in modo tale che Kvara, vi ricordate la polemica, stavamo giocando a 5 con Zerbin che faceva il terzino, io ho detto Mazzarri dice ha trovato l'accorgimento per Kvara perché sale un po' Mario Rui, Kvara può rimanere avanti e quindi Mario Rui si deve fare tutta la fascia, si abbassa quello che sta a destra e Di Lorenzo un po' più centrale, perché Di Lorenzo anche oggi ha spinto molto in zona centrale, specialmente nel secondo tempo, facendo insomma la mezzala aggiunta che non poteva fare, che non ti faceva Gaetano, che non ti faceva Caius. Quindi sotto questo punto di vista è facile lo Swift, perché sempre tre centrocampisti sono, il terzino sinistro avanza un pochino, l'attaccante destro si abbassa un pochino, tutto si sposta così, ma ne possiamo proprio parlare alla grande, voglio dire, io se mi sposto con un Ambrabam tattico penso che ve lo posso. Armando Marmolo, benvenuto. Se io faccio una Brabham tattico funziona. Lì, sta pure Mazzarri così. È facile da vedere. Si alza un pochino Mario Rui, tutto si sposta un pochino così. Si abbassa, fate conto questo Politano in questo momento, però poteva essere uno Zerbin. E quindi questa è la situazione. E non è difficile da immaginare che il 4-3-3 di Mazzarri somiglia di più a questo. Ovviamente la doppia punta qua e poi si deve inserire qualcuno perché Mario Rui poche volte è andato fino in fondo fondamentalmente, però è chiaro tutti questi accorgimenti quando hai il pallone, quando lo fai girare, lo faceva anche il Napoli. Questa è una cosa che mi interessa dirvi, ragazzi, lo faceva anche il Napoli di Spalletti tutto questo all'interno della partita, non dobbiamo nemmeno andare a cambiare i numeretti e dire abbiamo fatto il cambio di modulo, questo succedeva, andatevi a vedere gli highlights dell'anno scorso, ci sono i momenti in cui Mario Rui è altissimo, dei momenti in cui Politano o Lozano finivano terzini per chiudere le cose, è nella logica dello sviluppo dell'azione, quindi molto molto interessante e nemmeno tanto rivoluzionario e nemmeno tanto sconvolgente. Allora, Zerbin da 10 per la palla da Kvara tra tante maglie, è vero, colpo di tacco nemmeno banale, nemmeno casuale. Zerbin è entrato bene, ragazzi, come è entrato bene Demme e come mi è piaciuta la partita di Juan Jesus. In questo momento Rachmani prende un voto più alto
probabilmente perché fa il gol, però Juan Jesus ha tolto a un certo punto su un contropiede loro, fa un intervento da terzino destro in quella zona là, al limite proprio perdi il microsecondo là, se ne vanno in porta. Quindi si alzano un po' i voti, visto anche il risultato di Gollini, di Juan Jesus, di questi qua che alla fine sono quelli là meno sugli scudi rispetto a Kvara, Osimhen, Zielinski, che hanno più il nome così. Oggi bisogna veramente fare un'analisi approfondita e non basarsi sul risultato solamente, altrimenti escono voti strani. Newcastle Manchester City 2-1, 35 minuti. Juan Jesus migliore in campo, si può dire, vedi, ne stavo parlando. Non andrei così lontano a livello di migliore in campo, però è stato ordinato, è stato preciso, è stato pulito, non si è fatto ammonire, che è importantissimo. Considerando qualche sbavatura di Lobotka, quelle di Cajuste, di Gaetano, Politano, Simeone, io tendo a dare il migliore in campo tra Simeone e per me è stato fondamentale, tra Simeone e Gollini e Juan Jesus come prestazione. Sì, diversi falli su Simi non fischiati, o non fischiati oppure non gravi, che poi si è dato il vantaggio. È stato su Simi di mestiere, è giusto l'analisi, di mestiere se l'ha lavorato Simi, e in questo caso vedi, quando poi Mazzarri ti dice Ostigard sì, sarà bravo col colpo di tosse, ma non sa marcare, ti spieghi anche il perché poi sale di gerarchia Juan Jesus, perché con un po' di mestiere, con un po' di esperienza si sta dando questo, e questo ti può dare Juan Jesus, che poi se lo metti titolare per tutta una stagione è chiaro che le sue sbavature le farà, e non è pensabile che non le faccia, è chiaro, e quindi devi avere qualcosa di più. Però in questo momento di grande emergenza, dove ti è mancato anche Nathan, su Juan Jesus ti stai aggrappando, è una cosa logica. Migliore in campo Simeone, gioca un 17enne, ma guarda che sta succedendo, Riccardo, sta succedendo un po' in tutte le squadre. Guardate il Milan, quanti giovani, anche costretto a farlo perché sono falcidiati dagli infortuni, però hanno tutti questi giovani che si presentano, giocano anche benino. La Juventus sta facendo uscire molti giovani, è una tendenza dove evidentemente lo fanno da sempre in Inghilterra. In Spagna ogni volta abbassano il record di quello che esordisce e segna, arriviamo ai 15enni. Succede un po' in tutto il mondo e sta cominciando a succedere secondo me anche in Italia. Perché? Perché è insostenibile il pensare che ti vai sempre a comprare i giocatori che costano troppo. No, si sono resi conto che evidentemente devi lavorare sul settore giovanile, devi avere una cantera che ti fa crescere dei campioncini in casa, te ne esce uno, te ne esce due ogni 30 anni, hai comunque coperto i costi. Se andate a vedere, è uscita una cosa di Calcio e Finanza tremenda, poi la andrò a recuperare perché gli amici abbonati ne hanno parlato, di qual è stato poi il fatturato, cioè quanto ha reso le giovanili alle varie squadre di Serie A. Ovviamente mi pare che la prima della Serie A è l'Atalanta, dove hanno fatto proprio un fatturato su intorno agli 80 milioni. Il Napoli è lontanissimo perché ovviamente non ci spende e non investe su quella cosa là, ma il futuro è quello, è trovare dei vivai e puntare sui vivai. Il Napoli purtroppo, il Napoli Primavera retrocede, il Napoli Primavera si è tenuto Frustalupi giocando malissimo per anni e anni senza nemmeno esonerarlo, cioè non c'è proprio la voglia di farlo, di investire su queste strutture. E lì invece, se ci guardiamo intorno, tutte le altre squadre lo stanno facendo, senza nemmeno andare a parlare del calcio femminile, che magari quella è solo una cosa di facciata, che serve secondo me per far crescere il brand, ma è di facciata. Il Napoli non ci pensa e non ci crede, non la fa la squadra femminile. Tutte le altre squadre ce l'hanno, siamo noi quelli visionari. Però il settore giovanile prima o poi lo devi cominciare a ragionarci e a farne una risorsa, proprio perché non puoi sempre puntare per mantenere il tuo fatturato sulla qualificazione europea, sulle prestazioni sportive. Delle volte ti devi guardare intorno e devi dire ok,
devo esonerare ancora l'allenatore, c'ho un allenatore di grande livello che mi sta crescendo in primavera, mi affido un attimo a lui e poi vediamo. Che è storia di tutte le squadre, Simone Inzaghi, adesso si parlava al Milan, si parlava di Abate, Pirlo per esempio, è storia di tutte le squadre di un certo livello. Il Napoli non lo fa, quindi non si può girare intorno e dire ok, l'allenatore, oppure dei giocatori che stanno crescendo nelle tue giovanili con lo stesso modulo, magari con la stessa mentalità, DNA di gioco. E lì ti devi solo affidare ad essere bravissimo nello scouting, a non sbagliare nessun acquisto, perché se ne sbagli uno o due, Kajust, Lindstrom, e poi devi riparare e non sai se devi riparare. Io non sono un visionario. È la cosa che mi dà più fastidio, il fatto del visionario, perché lui è proprio il contrario del visionario. Demme non mi è sembrato così male, perché non gioca mai? E cercasi notizie di Lindstrom. È così scarso che Zerbino l'ha superato nelle gerarchie? Sì, Giuseppe, tu sei arrivato adesso, mi ripeto, mi dispiace per gli amici che erano online da subito, mi ripeto velocemente. Demme assolutamente non male, assolutamente non male, e Lindstrom ha confermato quelle che erano delle impressioni e quello che ha detto anche Mazzarri, perché se Mazzarri si è lamentato di Lozano vuol dire che non lo vede assolutamente Jesper Lindstrom come alternativa a Politano. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio. Buonasera. Col tuo permesso? Sì. Vorrei salutare Cyndi Lauper. Ah, che bella. Grandissima artista. Napoli ha vinto, doveva vincere, fine. Bravo, tutto a posto. Sigla. Basta. Basta. È a 0 secondo la classifica Guido che io seguo da anni. L'unica cosa che non mi copiano è tanto che insomma è una notizia necessaria, perché da questa giornata il Napoli potrà perdere punti con molte squadre. Ma per esempio potrebbe perdere 1 o 3 punti con la Lazio, perdere 1 o 3 punti con la Juve, che comunque è irraggiungibile, no? Mentre con altre squadre, come potrebbe rimanere a 0 con queste squadre nella classifica Guido, mentre fammi vedere con la Fiorentina no, la Fiorentina non può perdere punti con la Fiorentina e nemmeno con l'Atalanta, perché la Lazio perse con Lecce, tra l'altro incontra il Lecce pure alla prima di ritorno, quindi la Lazio, anche se facesse un punto, e quindi i colleghi diranno vedete ha rallentato, invece no, significa che sta andando un punto in più rispetto al girone di andata. La Juve ha perso col Sassuolo, quindi anche un solo pareggio è male per la sua lotta a scudetto rispetto all'Inter, ma insomma noi vincemmo con la Salernitana, quindi oggi se avessimo pareggiato avremmo addirittura 2 punti in meno rispetto. Come possono copiare? Diciamo, faccio rivedere solo una tabella, insomma, i numeri sono a disposizione di tutti. Qualcuno si è imbrogliato oggi, perché se tu la quota Champions è la 70, no? E la quinta è la 65, quindi bastavano 66. Io questa cosa mi sono un po' perso. Se era 70, quindi dovevi fare almeno 71, però vabbè, ciascuno, anche i numeri sono interpretabili. Io sono inguaribile romantico ottimista, però ti dico, esco molto preoccupato dalla partita di oggi. Molto, molto, molto preoccupato. Questa non è neanche la polvere sotto il tappeto. Primo tempo opaco, e consideriamo che viene dopo un ritiro che non è punitivo, è bello stare insieme, andiamo tutti in pizzeria, eccetera. Vabbè, prendi il gol della domenica, tra l'altro però c'è da dire che Candreva non è nuovo a questi gol. Devi sapere, appena prende Candreva la palla devi andare a chiuderlo, perché lo sai che 9 volte fa gol. Non è Quagliarella o Di Natale, anche perché giocavano con altri ruoli, però dei tiri da fuori anche l'Inter sa qualcosa spettacolare li ha fatti. Prendiamo un rigore, oggi gli danno quei rigori, ma secondo me sono più rigori gli affondamenti che aveva subito Simeone, che quel contrasto, ma
che tra l'altro gli danno, attenzione, perché quei contrasti secondo me non dovrebbero essere rigorosi. Sempre questo fatto, secondo me, che le regole stanno facendo gli arbitri che non hanno mai giocato a pallone, tanto quella palla né Simeone né l'altro giocatore possono giocarla in maniera pericolosa, invece quando tu affondi un giocatore, quello anche una trattenuta, cioè è lieve, ma intanto gli è impedito di raggiungere il pallone, quindi però, insomma, prendi un rigore per la straordinaria volontà di il rigore moderno, come l'ha chiamato Mourinho, il rigore moderno. Però secondo tempo, per come l'ho vista io non anche capisco nulla, c'è stato un momento di grande confusione dove quando il Napoli è passato a 3 e io non capivo come dovevamo giocare, perché non era un 4-2-3-1, anche se doveva essere 4-2-3-1, vabbè, non sono numeri messi qua, perché abbiamo visto Kvara che a un certo punto era spesato, era un sottopunta, era indietro, e anche lui non l'ha capito. E tant'è vero che dopo il cambio di sistema di gioco, è più corretto chiamarlo così, ci sono stati dei minuti dove la Salernitana ha ripreso il pallino nel gioco, poi ha cambiato Politano, si sono ritrovati un po' le posizioni in campo, ma non l'ha vinta manco coi nervi. Sono particolarmente contento che, insomma, io sono molti mesi avanti a quelli che tu chiami, però non posso dirlo, sennò i miei compagni si arrabbiano, che io li nomi, che vi avevo detto. Adesso non c'è i numeri, la tecnica, il gioco, adesso conterà il caso, la fortuna, neanche i nervi. Vi ricordate Udinese-Napoli dove prendemmo parecchi contropiedi e poi la svangammo 1-2, gol di Bakayoko, Paolo della Luce di testa, una partita bruttissima. Oggi abbiamo vinto, quindi ho portato anche molto bene, subito è successo, non abbiamo dovuto aspettare molte partite. Però sono 3 punti, Valerio, non colmano le lacune tattiche, caratteriali, lo spaesamento, il fatto che la rosa è coltissima, gli arbitri, tutto quello là è un mattoncino, ma la cura e il processo è lungo di un campionato che è corto, perché come vi ricordo e basta con questi fuochi. Che succede? C'è gente contenta con New York, un po' di educazione, cioè, che cavolo. Dicevo, 4 partite possiamo sbagliare nel nostro giro di ritorno, quindi se ne cominciavamo all'andata, cioè al ritorno con la Salernitana, ne potevamo sbagliare queste 3, ma insomma non era proprio il caso. Saprai benissimo che Kvara e Cagliusta erano diffidati, quindi salteranno. Sì, mi facevano la domanda. Non la Supercoppa e il campionato. E questo sì, però non saltano il Sassuolo, saltano la Lazio, perché il Sassuolo è la partita che viene rimandata. Non saltano la partita in calendario, ma quella immediatamente dopo che si disputa, che però di campionato. Il cortocircuito è adesso che se vengono squalificati in Coppa, Supercoppa di Lorenzo, comunque vale in campionato. No, se giochi la finale, la partita immediatamente successiva alla finale. Se viene eliminato, la partita immediatamente successiva è quella con la Lazio. Esattamente, no, questo è preciso il fatto. Se facciamo che arriva in finale e in finale vengono ammoniti, i diffidati della Supercoppa se li porti nella prossima partita di campionato con la Lazio. Sono Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Osimhen e Mazzocchi. Infatti Rachmani non deve prendere quell'ammonizione. Guarda, è importante quello che dici, me lo scriveva Angela e volevo proprio fartelo. Non la può prendere perché c'ha tutta la difesa diffidata. Dice Guida è solo non a 3. Non è il momento proprio. Non è il momento proprio di atteggiarsi e di togliersi la maglietta. È una cosa talmente stupida che sì, ho capito l'importanza, ma secondo te esulti di meno se non ti togli la maglietta, ti vedono di meno, si sa che sei tu, si sa che tieni un bel fisico, non l'ho mai capita questa cosa qua. Ci sono certi giocatori che hanno, ma anche tifosi delle live, ma perché ti devi spogliare? Spogliati o ti fai pagare che fai lo spogliarello o spogliati in camera da letto. Cioè, questa cosa noi non vogliamo. No, questo è importante, Guido, parliamone, perché mi facevano la domanda sulla munizione di Kvara che dà un fastidio tremendo, perché è una grande l'arbitro, l'aspettava, è una grande ingenuità, no?
Però, caspita, quante volte lo fanno contro di noi e non è stato mai ammonito nessuno, che perdono tempo, allontanano il pallone e c'è solo il richiamino o nemmeno il richiamino. Cioè, veramente è tosta così. Come c'è il film con Clint Eastwood, In the Lion of Fire, no? Siamo nel centro del meeting, dove John Malkovich lui era la guardia del corpo presidenziale. Non è il regia di Clint Eastwood, però è con Clint Eastwood, un po' datato, In the Lion of Fire. Tra l'altro, sì, giustamente dobbiamo anche capire l'infortunio di Karius, perché se sono crampi è un conto, se invece si è stirato, oltre alla diffida, cioè che la squalifica, potrebbe saltare direttamente anche la Supercoppa. Vogliamo fare, visto almeno noi due, un saluto particolare a Diego Demme, che tra l'altro ha influito in maniera positiva nell'azione del gol. Non ce la racconteranno mai, a me le scuse tardive anche di colleghi, cose dopo anni non servono. Non sarà il più grande giocatore della storia dell'umanità, è un onesto soldatino, ma anche Di Livio era un onesto soldatino nella Juve, no? Per fare, lo chiamavano così. Sì. Però trattato, considera che oggi è l'esordio stagionale in campionato di Diego Demme, i primi 23 minuti, esordio stagionale in campionato, perché ovviamente col Frosinone. Ma tra l'altro Mazzarri lo dice anche quasi giustificandosi, dice: io ho dovuto chiedere se Demme lo posso utilizzare, visto che siamo così. Lo disse, e questo è insomma abbastanza inquietante, però ha riordinato la squadra, era in area di rigore nei minuti, mi è sembrato concentrato, perché poi ecco, mentre Mazzocchi entra, si fa espellere, lui non ha scaricato la rabbia di chi sta in panchina da 2 stagioni. Esattamente. Lezione di personalità a tutti i suoi compagni e quelli che non si impegnano di più perché volevano gli aumenti. Ovviamente Guido tiene banco il tema di Zielinski. Allora, per me, perché... azzeriamo tutto, perché mi sono sentito meno solo per il maestro Mimmo Caratelli, lo ringrazio, che è sembrato Guido gentile, ma io sono una pulce, però insomma sono arrivato un pochino prima. Il maestro per me è un faro di sapienza e gentilezza e speranza, quindi sia chiaro. Devo fare un rimprovero, perché le amiche Bellini e gli amici Bellini, scusate se torniamo indietro nel tempo, ma tu puoi imparare dai tuoi problemi, correggerli. Se intanto ammetti di avere un problema, capisci qual è il problema e vedi come risolvere quel problema, non se continui a sparare nel mucchio bambera. Io, mentre Napoli vinceva lo scudetto, apro e chiudo una parentesi, rivendico parte di quello scudetto a Valerio e a Guido, perché vi hanno accompagnato non solo con gioia, ma con una narrativa che non si è mai sentita e mai più si risentirà. Non piagnona, io mi ricordo, mi sono anche divertito quando tutti dicevano: no Diego, dobbiamo vincere contro tutti, no, al di sopra di tutti. Quindi non sto criticando, dice Guido non ti sei goduto, sono andato a festeggiare a Verona, pensate come non me lo sono goduto. Perché chiariamo questa cosa, anzi rivendico che una parte piccolissima di quello scudetto di Valerio è mia, punto. Più di tutti, perché abbiamo raccontato, facendo quello scudetto in modo totalmente diverso, non solo dagli altri, ma da come è sempre stato raccontato in Napoli negli ultimi 20 anni, punto. E su questa cosa, permette, un po' di orgoglio ci vuole. Assolutamente. Io resto umile tutta una vita, però. Seconda cosa, nel mentre ci godevamo lo scudetto, Guido vi lanciava delle cose. Un concetto che ho detto, non so, forse 10 volte, io che non faccio ripetizioni sul cinema. Noi abbiamo un vantaggio temporale. La narrazione era: stiamo vincendo per distacco, e Guido usava il tempo temporale. Allora facciamo un passo indietro. Prime 19 giornate, Napoli gira il girone di andata a 50 punti, vince le prime 5 del girone di ritorno. Casa mia, non che come la Champions League, che se quelli ne fanno 70, la quinta 63, bastano 64, ma si confondono le persone, non fa niente. A casa mia 3 per 5 15, 15 e 50 65. Mi segui, Valerio? Alla 24esima giornata la società, tranne che non venissero gli alieni, Independence Day, aveva la certezza assoluta che avrebbe disputato la Champions League, perché se la Champions si sviluppa
ed era un campionato, io te l'ho scritto in privato, Valè, questo è un campionato scarsissimo, qua rischiamo che solo il Napoli supera gli 80 punti, molto di più, perché secondo me la Lazio più di 74 non ne fa, è l'unico che potrebbe fare 80 punti, Maestro Sarri. Quanti ne ha fatti? 74. Per distacco gli altri, io mi metto a calcolare i punti mesi prima delle squadre. Quindi se calcolavamo una Champions a 74, 75, 76 punti, alla 24esima giornata con 65 punti, il Napoli ne avrebbe dovuti fare solo 10, 11. Allora io mi pongo un interrogativo: se è vero che il nostro presidente è un visionario, com'è possibile che un Guido Gentile qualunque 3 anni prima dice che Giuntoli andrà alla Juve e non sono un nuovo mercato, non sto tutti i giorni a Castello, non mi occupo di calcio, non sono amico dei giocatori, dei procuratori, e alla fine del campionato precedente ha detto: raga, noi abbiamo un problema, Spalletti se ne vuole andare, tutto il campionato ha detto: questo è venuto a vincere, questo è venuto a vincere, questo vince e sbatte la porta, questo vince e sbatte la porta. Se tu sei visionario, lo dice la parola, vedi le cose prima degli altri, vedi cose che gli altri non riescono a vedere. È possibile che il massimo dirigente della società non avesse percezione? Infatti poi dice ma Giuntoli... No, non ci credo, perché a questo punto, cari colleghi, dite bravissimo, è bravissimo, è bravissimo, è tanto bravo che non si è accorto che i suoi 2 massimi esponenti dell'area tecnica se ne erano andati via. Che cosa deve fare? Non è ma anche in contraddizione, perché lui dice: Giuntoli si è messo in branda 6 mesi prima, quindi lo sai. È tutta una serie di cose. Allora, torniamo al concetto mio del temporale. Tu sei avanti col tempo degli altri. Allora, mentre la Lazio è per distacco, abbiamo vinto stiamo vincendo per distacco, che non significa nulla se non umiliare gli avversari. Preferisco la dizione in italiano: stiamo dominando il campionato, che si rivolge verso di te, ma non umilia l'avversario. Questa juventività, stiamo asfaltando gli altri, non mi piace, ma questo è un mio utilizzo dell'italiano, perché comunque ci vuole rispetto agli avversari, però non significa nulla, a parte questo sofismo letterario. Abbiamo vinto per dire, che significa? Nulla. Se tu ci pensi, che cosa abbiamo vinto per dire? Ok, abbiamo vinto, che significa? Parole che colpiscono il popolino, gli idioti, se per me. Invece il vantaggio temporale è che tu, se a febbraio chiami Luis Enrique, facciamo un discorso serio per una volta, secondo te come si sente? Come l'ultimo degli scemi, o come tu dici tu mi stai trattando come un grande allenatore? Seconda domanda: secondo me come si sente? Questi stanno facendo uno step superiore o sono sempre la stessa società provinciale? Cioè questi stanno vincendo il campionato del distacco e già stanno programmando la stagione successiva. Questi hanno fatto uno step, stanno diventando una società seria. No, andiamo appresso. Conte, avete visto? Ma Conte che ha mandato a quel paese la società di cui era capitano il giorno prima dell'inizio del campionato, durante il ritiro, lamentandosi che non avevi soldi per andare ai ristoranti a 100 euro, sta vedendo una squadra affondare e contentissimo. Cioè, tu lo chiami e dici: mi lusinghi, un allenatore che ha un ego smisurato, detto da lui, non è un difetto, no? È ambiziosissimo, vuole vincere, non vuole partecipare. Tu lo chiami e dici: lo stai esaltando, oppure dice: questa è una società che vuole stravincere, cioè ha sbagliato tutto, mi stai chiamando per tappare le falle. Cioè, ragioniamo un po' col cervello. Allora invece torniamo indietro, tu iniziavi a programmare la stagione, allenatore incomincia a dire: io perderò Kim, e quello ti dice: no, preferisco Osimhen e Kim, il centrale ci dobbiamo spendere soldi, e incominci a programmarlo qui, perché il problema non è che è arrivato Nathan. La domanda che nessuno si è fatto: è arrivato Nathan perché volevamo abbassare gli ingaggi, o è arrivato Nathan perché abbiamo preso 75 nodi centrali contattati e alla fine uno ne dovevamo prendere? Nessuno ce l'ha mai detto. Tutto il fatto è forte, Garcia è scarso, non lo fa giocare, distrazione di massa. Perché questa è una domanda invece interessante che ci dobbiamo fare. Poi Nathan chi l'ha scelto? Allora, io dopo la partita col Monza vi dissi una cosa: abbiamo perso tutto il vantaggio temporale che abbiamo. Finito il campionato, a parte la gioia, ho detto: occhio, che noi eravamo in vantaggio sui tempi, Inter, Juve, eccetera. Adesso siamo alla pari. Però ero il coglione di turno, scusate, lo dico su di me una volta, perché questo dice: abbiamo perso tutto il vantaggio che abbiamo vinto per distacco, abbiamo vinto per distacco di editoriale. E io ho detto: no, là. Poi com'è possibile? Adesso noi stiamo dietro queste squadre.
E tutte queste problematiche si traducono per distacco, per distacco in punti. Il problema è che noi avevamo problemi seri, scusa la poco elegante ripetizione della parola, perché chi ti doveva chiamare l'allenatore? Vedi che adesso qualcuno ha detto è insolito che mi ha chiamato De Laurentiis di persona, stanno uscendo le teologie, una cosa che in privato disse a Valerio: un presidente non si espone mai, c'è sempre uno staff di alto livello gerenziale che fa i sondaggi eccetera, perché non si può prendere un due di picche, il presidente poi deve andare sul sicuro. E allora già questo fatto che lui invece aveva contattato qualcuno quando aveva fatto fuori Giuntoli o quando non c'era Giuntoli è un segno di debolezza, non come veniva raccontato il presidente visionario. Il problema è detto: chi ti doveva contattare se Giuntoli pure doveva andare via? La Juve ci ha distrutto. Io quando ho detto la Juve non solo non si è fatta penalizzare, ma nel frattempo ha anche distrutto tutta era un bel cortocircuito effettivamente. Il problema, me lo sono segnato, qual è? Che Garcia è stato annunciato il 15 giugno, Meluso il 12 luglio, un mese dopo. Il tempo nella vita e nello sport, Valerio, è importante. Per un secondo tu perdi una gara di Formula 1, di nuoto, e per centesimi di secondo arrivi dopo sul pallone. È inutile fare gli esempi alla Salvini. Allora potremmo continuare. Allora, questa è una questione temporale. La squadra non era grave che perdevi di un giocatore eccetera, però avevi il vantaggio di poterla incominciare a ricostruire e programmare con mesi di vantaggio rispetto agli altri, e quei mesi di vantaggio ti davano la possibilità di lavorare con più serenità e ammortizzare anche qualche sbavatura e sconfitta che probabilmente sarebbero state inferiori perché avresti avuto più tempo per lavorare. Pensa un pochino quando uscirà il DVD dello scudetto, quanto senso avrà guardare quella cosa? Ti farà venire rabbia, e se tardi sempre. Essendo un uomo che si occupa di cultura e spettacolo e di cinema, cioè, sono un gentiluomo, ma non perché me lo dico, non l'ho voluto mai dire e non è concordato con Valerio, vi do la mia parola d'onore. Che no, mi faceva riflettere, mi è venuto in mente adesso perché tu parli del tempo di soluzione. Mi può smentire, neanche nei messaggi privati gliel'ho mai scritto, perché se uno è veramente gentile, perché non lo volevo dire. Tra l'altro è una cosa che mi faceva soffrire, detto: se tu fai uscire questo lavoro nell'anno peggiore, protocollo pazzesco. Cioè, come te lo guardi? Sicuramente ha un potere commerciale penetrativo inferiore, ma poi diventa un autogol anche per dire: ah, vedi, hai fatto questi errori e no. Cioè, che fai? Stai editando il DVD togliendo tutte le immagini Spalletti, lo metti un pochino solamente, no? Perché altrimenti diventa... per questo si perde tempo, perché stai evidentemente cercando di pulire quello che è pulibile. Perché mi è venuto in mente? Perché tu mi parlavi avendo il tempo a disposizione, e una delle cose che De Laurentiis ha sempre detto, ha detto: io non ho avuto il tempo perché praticamente stavo organizzando la festa e poi dopo ho fatto queste cose qua, avevo anche altre cose da fare con il lavoro, e ho pensato: ma tu il DVD già la dovevi avere cioè tu per la partita con la Fiorentina il DVD se lo dovevano vedere allo stadio, che era già tutto pronto e finito, e poi facevi la director's cut con la fine della cosa, e invece anche non ne hai fatte niente. Se permetti, qua diciamo vieni nel mio settore, quanto affascinante, è un lavoro tremendamente più semplice di realizzare un film, ma non perché voglio fare una classifica, quello è bello, quello è brutto, quello non... perché intanto le partite ce li hai e di giornata in giornata, poi dice vabbè, alla quinta tu non sai che vince lo scudetto, però per esempio alla 24esima il sospetto che stai per vincere ce lo ha, e ti vai a mettere nel computer tutte le immagini delle partite, incominci a realizzarti delle interviste. Nel film, ovviamente, essendo un lavoro di finzione, generalmente durano 3 mesi le produzioni di film medi importanti, insomma i film come i supereroi a volte anche un anno di riprese, più le riprese di pick up, no? Di raccordo dopo che ti chiama. Devi rifarla, non è che dici un attimo Di Lorenzo rifacciamo questo gol adesso, no, quello è il gol che fece bellissimo in Champions League, quell'azione ve la ricordate, triangolo e lui la mette nell'angolino, ce l'hai,
è un lavoro più di montaggio e di raccordo attraverso interviste, con la parte finale di festeggiamenti, con un aggravio da parte mia, secondo me, perché rispetto al primo scudetto, che insomma fu un'esplosione di gioia enorme, diciamo, gli addobbi e i festeggiamenti si sono incominciati a vedere a marzo. E come c'ho io nel mio computer e nei miei hard disk una cartella Napoli torna campione, l'ho chiamata così perché era con centinaia di foto che ho scattato io, ho scattato mio fratello, preso dal web, eccetera, girando per la città, e cioè, tu mandi una troupe, tra l'altro De Laurentiis si rompono le scatole, uomo di cima, anche se non lo fosse potrebbe assumere un montatore o un documentarista, però ho detto ce l'hai in casa, ho detto giri per Napoli e ti fai catturare dalla curiosità ma anche andando all'università, mio fratello a volte vedeva, sai, i palazzi che ne stanno ristrutturando, adesso si usa, dopo che lo hai visto fare a palazzi importanti come è successo alla Scala, no? Che tu metti non più i tendoni brutti, ma i tendoni che riprendono il profilo di come sarà quella situazione. Hai visto invece questi tendoni con lo scudetto, con i volti di calciatori, e lui, pur non essendo tifoso, scattava la foto, me la mandava e mi faceva sorridere, visto che non mi potevo godere Napoli tutti i giorni. Cioè, bastava camminare per la città, no? Quindi non dovevi avevi mezzo lavoro già fatto, senza dubbio. Enzo ti dice: buonasera Guido, dimmi come potevi organizzarti per il futuro se il presidente vuole fare tutto lui. Cito Mimmo Caratelli, maestro assoluto del giornalismo, di eleganza, di misura, di saggezza. Mai provare, voglio prendere e chiedo favore, prendo in prestito la sua espressione. Ha detto: il Napoli non è mai stata sola, è vero che è una società piccolina, ha avuto dei problemi in passato, eccetera, quindi non è la Juve, insomma, non è un provocatore, non prendete, non sminuisce, è una persona di una serenità proprio anche nel racconto, che ce ne fossero, però ha detto questo è un Napoli che si è isolato, quello che io dicevo, e ha definito De Laurentiis un monarca assoluto con sudditi molto lontani, molto distanti. E quando c'è una dichiarazione che rende al meglio il tutto, ho detto, io non saprei fare di meglio, quindi come si fa? Ma se tu hai un monarca con sudditi molto distanti addirittura, non si fa, devi aspettare che ci sia un'altra proprietà, perché era l'occasione migliore per fare uno step di crescere. Detto, tu hai avuto un direttore sportivo che ha cominciato a fare anche facente funzioni di altro, un allenatore che ha mostrato un carisma, ha detto allora adesso io li dovrò sostituire con personaggi di livello, non è che nel mondo, e per sgravare, questa era la lezione, Giuntoli come rappresentante, non solo Giuntoli, perché non è manco giusto che uno ricopra più ruoli, ma ho visto che essendo una stanza di decompressione ha evitato che determinate cose, ci sono stati in questi anni, anche nell'anno scorso, delle situazioni al limite, ma Giuntoli è stato bravo dei litigi a non portarle a ebollizione, a non portarle poi in campo, non portarli a De Laurentiis. Ha detto, allora è necessario aggiungere una funzione dirigenziale importante, e invece noi le abbiamo tolte. I soldi ce li avevi, i risultati ce li avevi, perché è stato uno scudetto fantasmagorico anche da un punto di vista dell'appeal mediatico, cioè mai i giornali anglosassoni, anche negli Stati Uniti d'America, avevano dedicato al calcio tanto spazio, e al Napoli. Adesso sono usciti 3 articoli in lingua inglese su New York Times, su The Guardian, su The Athletic, uno su De Laurentiis cinematografico e 2 sul calcio Napoli, tutti e 3 negativi. Sì. Meglio vincerlo lo scudetto. Direi. Fabio ti chiedeva se in questa vittoria si è visto un pochino un minimo di aumento di brillantezza proprio a livello di gioco, di campo. Ma tu hai visto la partita? Mosci, lenti,
non la sto sminuendo, sono prudente, cioè voglio vederne 4-5 di partite. Anche sono dati per ora grezzi, la velocità media è 6,51, ma quella è la velocità del Napoli, la volta scorsa è 6,59, la volta precedente è 3, non è quella, non è stata la partita dove hai tirato di più in porta, perché hai fatto 22 tiri alla terza giornata, dove tra l'altro perdemmo, il 25 la 18ª giornata, dove insomma abbiamo fatto un punto, quindi una partita capita nel calcio, Valerio, te l'avevo detto, infatti anche le battutine dei tifosi del Napoli, dei tifosi di altre squadre, di commentatori, di colleghi sulla retrocessione, io vi ho detto zero problemi per la retrocessione, proprio state sereni, non è quell'anno della Fiorentina, però non è nemmeno bello la stagione che stai facendo. Aspettiamo, ecco, può essere non solo per la vittoria, per il prestigio, ma se vinci significa che qualcosa di buono in campo l'hai messo. Vinci con la Fiorentina, vinci con la finale, chi ci andrà, e vinci con la Lazio, sono 3 partite, tra l'altro con 3 contendenti serie, allora incominciamo a ragionare. Voglio vedere la partita con la Fiorentina prima, perché l'arco narrativo è solo questa partita, e solo questa partita calcisticamente mi è sembrata scadente. Però non siamo risultati, non è che io oggi, dopo tutta una vita di sport, divento risultatista, no, per cortesia, né nel bene né nel male. I 3 punti erano necessari perché la classifica guida è fondamentale al girone di ritorno, quindi non scherziamo, cioè, partire con un -3 alla prima giornata e poi come li fai questi? Io ho dato, e non lo voglio 45 dire, punti che no, io ho dato il punteggio che non è quello che il Napoli farà per sotto del quale non mi parlate della stagione prossima, e Valerio lo sa, gliel'ho dato in privato. Anzi, vi confesso una cosa, Valerio si arrabbierà, che mi ha detto: ma come li facciamo, Guido, questi punti? Come li fai? No, non è che ha detto che li facciamo, quelli che servirebbero, è chiaro. Quelli che servirebbero. Guido, Valentino ti chiede: con l'abolizione del decreto crescita è più opportuno o necessario puntare su un settore giovanile? Quanto si dovrebbe investire per metterne su uno come si deve? Guido, sono usciti i numeri su Calcio e Finanza di quanto si guadagna, cioè questa poi è la visione. Vedi che investendo anche pochino all'anno tu ti ritrovi che puoi fare 80 milioni trovati a terra. Allora, questa è una cosa che vi ho sempre detto, rispondo alla domanda. Prima, abbiamo un termine di paragone adesso. Perché? Non che non c'hai quello dell'Atalanta, perché abbiamo il più recente, quindi con i costi di adesso, perché ovvio, se tu fai Milanello, ma è stato fatto 40 anni fa, poi ristrutturato da Silvio Kaiser, adesso anche a ristrutturare casa i costi rispetto a 2 anni fa sono totalmente diversi, quello della Fiorentina, e non è un centro al risparmio, sì, esattamente, cioè, non è che vi dico nulla, non sono un genio, e non è un centro al risparmio, non sono 2 campetti, cioè è un centro impegnativo. Hanno fatto un investimento serio, perché tra l'altro sono 10 campi, anche il campo femminile, varie palestre, varie hall, come si chiama, centro polifunzionale, una cosa di altissimo livello, massimo rispetto. Firenze non è propriamente l'ultimo avamposto sconosciuto sul cucuzzo della montagna. Se a Napoli il costo della vita e il costo di una casa è insomma improponibile, e lo dico per esperienza personale, non per sentito dire, ma molto personale, cioè proprio familiare. Detto Firenze è altra città d'arte, non è proprio, diciamo, vai lì, anche, chiaramente non stiamo parlando di acquisizione immobiliare, ma terreno agricolo, casomai, che poi per variante viene trasformato in industriale, però diciamo sono territori abbastanza sovrapponibili. Tra l'altro hanno la sovrapposizione che Firenze ha solo la Fiorentina come squadra e Napoli solo Napoli. Quindi abbiamo un esempio che è tutto a perdere, perché Commisso è il più giovane presidente della Serie A, forse insieme a Iervolino. Parlo sempre, ma io non mi permetterei mai di fare riferimenti all'altezza, al peso, all'età, eccetera. Parlo come longevità di servizio. Di servizio, esattamente. Però è giusto 20 anni come lo Tito. Sì, come lo Tito. È giusto, con i tempi che corrono, precisarlo, no? Anche e non l'ha fatto in 20.000 anni, lui lo promise e l'ha fatto.
vedremo gli sviluppi commerciali, perché poi tu puoi fare anche compravendita di 20 giocatori che fanno onesta Serie B, Serie A, non devi... L'errore, uscì un articolo di un collega assolutamente discutibile, che faceva l'elenco di tutti i non talenti, vedi qua non è uscito nessuno, qua non è uscito nessuno, ma tu me lo devi fare sulla massa, e Maradona non uscirà mai dal centro come Cruyff, cioè è sbagliato andarti a cercare i Maradona, Platini, Cruyff, il fenomeno Ronaldo nei centri sportivi. Tu devi vedere, questo centro sportivo mi ha prodotto un utile di 100 milioni, perché comunque lo scambio dei giocatori è stato 70 all'anno che hanno fatto oneste carriere nella bassa Serie A, nella Serie B, in campionati stranieri, e quello lo devi vedere. Il Napoli, piccoli centri giovanili, il Napoli vinse anche un Viareggio con Ferrino. Il Napoli non va manco più al torneo di Viareggio, ha proprio declinato e quando ha vinto lo scudetto aveva Carannante, aveva Firardi, perché si parla sempre Maradona oppure Ferrara, no? Le loro partite se le facevano. Tra l'altro Filardi, che era titolare, si ruppe seriamente, poi prendemmo Volpicina, no? Che bel terzino. La domanda, scusa, che io ho sempre detto, la prima conferenza stampa quando c'è De Laurentiis, anche se poi direbbero non è all'ordine del giorno, Presidente, perché non fa il centro e non dica la mafia? Seconda conferenza, Presidente, perché non vuole fare? Lui può anche dire non lo voglio fare perché non mi interessa. Perfetto, basta. Non sei costretto. Non c'è una legge dello Stato che ti costringe, fin quando non faranno, secondo me dovrebbero fare delle leggi federali invece di tante chiacchiere dove tutti lo devono avere, come l'NBA, parlano tutti della Superlega, il presidente dell'NBA, allora incominciamo che tutte le squadre dovrebbero avere degli standard qualitativi al di sotto dei quali non devi scendere, perché ovviamente non puoi pretendere dal Lecce lo stesso standard qualitativo di una città come Milano, però e anche dei coefficienti che tu devi investire il 5% del tuo fatturato ogni anno fisso lì, anche per una questione sociale, no? Che tu togli dalla strada dei giocatori. E io gliela farei ogni santa conferenza stampa, e infatti non ci sto, e verrei cacciato ogni santa conferenza, però fino a quando lui non mi direbbe, comunque molto calmo, non sono interessato a questo tipo di investimento. Perfetto, mi hai risposto, ne hai diritto, ma non mettiamo in mezzo che c'è la mafia, perché non credo che ci sia la mafia o le attività purtroppo diciamo criminali organizzate, perché stanno in tutta Italia. Chiaro. Però insomma società molto grandi, andate a vedere su Google Earth il centro giovanile, che è quello, pure il Paris Saint-Germain che era una società satellite di un fondo, lo sappiamo, ne ha fatto uno su 3 livelli, perché ha detto insomma noi non ce l'abbiamo, in Manchester City c'ha una cittadella ormai, non è, vicino allo stadio c'è la cittadella Manchester City, il Real Madrid lo vendette, ne ha fatto uno vicino all'aeroporto, a 1 chilometro dall'aeroporto, in modo tale che i giocatori hanno lo scalo Real Madrid e in 5 minuti non perdono manco il tempo, cioè, vedete la visionarietà, per quanto Florentino Perez non mi è particolarmente simpatico. Cioè, andate a vedere su Google Earth dove è situato il centro sportivo del Real Madrid. Ha detto Guido Gentile, ha detto una fesseria, poi ha detto Guido hai ragione, è a fianco all'aeroporto, e non era quello originale. Quello originale loro l'hanno venduto facendo un'operazione immobiliare, perché l'ho venduto, non mi ricordo, 29-30 milioni di euro, potrei sbagliarmi qua, e se lo stanno facendo pezzo nuovo, perché non l'hanno fatto in una sola stagione. Il piano è anche l'ampliamento dello stadio di Stefano, che è lo stadio dove gioca la Primavera, a lotti lo stanno facendo, perché ci mancherebbe, per ottimizzare i costi, i tempi, gli spostamenti. Sono tutte ore in più che tu a questo punto guadagni per gli allenamenti. È irrinunciabile, perché fammi dire una cosa importante, scusa, siccome viene sempre nominata questa NBA e lo fanno ormai i colleghi della Rentis eccetera, io sono fissato una cosa che poi il principio generale del calcio, non dico solo io fortunatamente, che è una filiera dal basso. Dice nell'NBA, anche l'NBA, che è il sistema professionistico più esasperato nel basket, non nello sport, forse solo l'NFL più esasperato, comunque una filiera del basso,
Cioè, Magic Johnson non è un prodotto dei miei amati e zoppicanti in caduta libera, ha perso i Lakers, Los Angeles Lakers, come non è Larry Bird, come non è Michael Jordan, come non è LeBron. Lo sono delle università, perché loro non hanno i settori giovanili, hanno le università. Quindi la filiera dal basso è un principio cardine degli sport. Però hai un tessuto sociale, economico, culturale e scolastico totalmente diverso e non sovrapponibile a quello del italiano o di altre cose, ma non puoi rinunciare a quest'idea. Quindi i loro settori giovanili, per dire, no? Sono le loro università. Le nostre università hanno altri problemi. Non ti danno la scholarship se giochi bene a Napoli, a calcio, le università, quindi già non è paragonabile. No, è una cosa che nessuno dice, siccome adesso viene nominata e nelle sì, ma viene nominata a cazzo, perché già è impossibile pensare che tu devi avere la franchigia magari in un'altra città perché non hai lo stadio. Cioè, come puoi pensare di fare ipotesi di Superlega come l'NBA se non hai lo stadio di proprietà? E se un'altra città che magari fa lo stadio decide io prendo il Napoli, faccio io il Napoli, tu devi cedere, devi cedere e magari andiamo a giocare al nord Italia e poi che facciamo? Siamo contenti di cui? È proprio veramente presa con grande superficialità. Lo spiegai, infatti lì hanno il sistema delle franchigie, arriva Guido Gentile che è multimiliardario, si compra vi compro il Napoli, facciamo un paradosso, il Messia poi dice sei Fiorentina e se lo porta a Ragusa. Ovviamente, attenzione, nell'NBA c'è un bureau che ti dà un board, scusate, che ci sono tutta una serie di organizzazioni e vincoli, perché tu devi avere il tuo palazzetto, devi avere un certo numero di abbonamenti ogni anno, non è che ce lo porti, no, mi devi dare delle garanzie tecniche, economiche, finanziarie e anche di bacino di utenza, e devi dimostrare, guarda che lì il bacino di utenza è superiore a quello che sta attenzione, perché ti devono dare l'autorizzazione, non è che io, però se io ho l'autorizzazione perché ho dimostrato tutti questi vincoli, li rispetterò, finanziari, sportivi, anche proprio di sociali, e dicono sì, dal giorno al domani io porto la squadra a Ragusa. Ciao. Infatti i miei amati Los Angeles Lakers non sono la squadra di Los Angeles, hanno mantenuto Lakers, non ci sono i laghi, la lacustra, eccetera, perché erano di Minneapolis. E i primi titoli non li hanno vinti a Los Angeles. Adesso sarebbe impensabile spostare la squadra di Los Angeles, però sono successi di squadra, chiusa questa parentesi. Però ho detto, questa cosa qui è un principio cardine della filiera dal basso. Ci può stare che il presidente non voglia il settore giusto, però lo deve dire per una volta per tutte: io non lo voglio perché lo reputo inutile. Va bene, ha diritto, ognuno ha il diritto di avere la sua filosofia di vita, ma non mettere in mezzo cose che non c'è. Ci farò Ragusa. Guido, tornando velocemente alla partita, rispondo io a Edinson Cavani: non credo che rinnoveranno Demme, nonostante sia stato uno che, come diceva il Pidio, entra uno a margine del progetto, entra col piglio del professionista e spacca. Angela ti chiedeva se devi identificare un migliore in campo. Io avevo citato Gollini, Juan Jesus e Simeone. Chi sceglieresti tra i tre? Sarò veramente come minoritario, perché poi ci sono le fissazioni che creano fissazioni nell'opinione pubblica. Juan Jesus oggi mi è sembrato pulito e ha giocato anche in anticipo. Certo, giocava con gli attaccanti della Salernitana, che anche loro erano fortemente rimaneggiati. È corretto giornalisticamente ricordarlo sempre, perché anche loro erano un'emergenza. Gollini ha fatto quella parata che Meret non è riuscito a fare, ma era difficile con l'Inter, quando dietro la porta, cross. Tra l'altro in quella zona che è borderline, molto vicina alla linea dell'area piccola di porta, ed è un tiro forte e teso. Se lì la sbagli, come abbiamo preso gol sull'Inter, è tapin a porta vuota, e l'ha presa e l'ha smanacciata dove andava smanacciata. Chiaro, non è quelle parate spettacolari che toglie la palla dall'incrocio del palo, però quello doveva fare. Eravamo sull'1-1, andavamo sotto 1-2 e poi ne devi fare 2 di gol, puoi entrare in confusione. Quindi ha fatto quella parata al momento giusto, come alla Salernitana avevamo fatto una bella parata di piede sul tiro di Kvara, poi comunque sono capitolati.
Simeone non ha fatto nulla di spettacolare, però non ha mai abbandonato, come faceva Mertens, la partita, cioè è stato con la testa dentro la partita. Però è chiaro, sono quelle partite dove ti metti poco in evidenza, però come presenza lì, come si è visto, come centro boa c'è stato. Quindi mi sembrano le 3 prestazioni, che ripeto, nulla di spettacolare, confrontate con l'avversario, però a me questa cosa qua, che oggi traduci Cesare, domani devi tradurre Catone, oggi tu affrontai con la serenità, non dobbiamo giudicare la partita con la serenità, poi si vede quando affronti la Juve, no? È chiaro che le forze in campo tra Salernitana e Inter sono diverse, però i confronti disomogenei a me non piacciono nella vita, come figurati nello sport, no? Quindi la partita di oggi dobbiamo dire che la partita che mostra tutte le lacune della stagione del Napoli, e questi giocatori io li approvo tutti e 3 della nostra Angela, mi sono sembrati puliti. Rachmani al merito, poi tra l'altro quasi da attaccante, perché fa un bel gol, la controlla e la mette in un angolino, togliendo, vedete il tempo nello sport, il tempo al portiere della Salernitana, che è sul suo palo, però gli toglie il tempo. Avesse rallentato poi l'esecuzione del tiro, poteva, anche rubandomi quel mezzo metro in avanti ancora via. Però sono i 3 già. A me è piaciuta molto la prestazione, verrà criticato, lo so, da tutti, di Juan Jesus, e poi ti ho sentito un po' no, perché sto programmando quegli incontri di cinema e fotografia, quindi poi ve lo anticipo, speriamo di farli carini. Hai detto una cosa secondo me molto giusta, non solo da un punto di vista caratteriale, ma anche nelle posizioni. È l'unico che non si è spaesato quando poi l'ha spostato quasi come ala Mario Rui. Approvo totalmente quello l'ho sentito, quello che hai detto, e non era facile, perché anche lui è rimasto nella partita come la concentrazione e non ha come posso dire, ha esasperato gli animi, perché questa partita la dovevi vincere cercando di fare azioni continue e non innervosendoti, perché poi ti sfilacci. Lui non si è innervosito, e per Mario Rui è un doppio merito, perché il carattere, lo sappiamo, è del bene e del male, cioè è un ragazzo che poi dicono che è molto gentile nella vita reale, questo come a volte succede, però a volte si inalbera, ed è stato calmo e ordinato. Kvara, poi io non l'ho sentita, non so se c'è stata conferenza dopo la partita, sono curioso di sapere poi quali erano le varie posizioni che gli era stato chiesto di occupare, se erano state le sue libere scelte. E apro una parentesi, molto nel futuro della vita di questo ragazzo, non è detto che ci sia fra qualche anno un grande allenatore che decida di metterlo in un'altra posizione del campo. Ha la tecnica, il passo per poterlo fare, per diventare anche non solo, cioè anche un interno. Tu dici mezzala? Sì, è anche rifinitore. Guarda, è bella sta cosa. Insigne non ce l'aveva, ci ha provato il maestro Sarri, e Sarri sul campo non gli possiamo dire nulla, capisce come poco il mondo del calcio, è un rompiscatole incredibile, ti fa fare anche 70 volte un esercizio. Se non c'è riuscito Sarri, no, infatti si parla, parlando di questo Traoré, che quando lo abbiamo visto al Sassuolo a me ricordava un po' Insigne, perché partendo dalla sinistra si accentra, i cambi di gioco col destro, insomma a piede invertito. Però la differenza tra Traoré e Insigne, a parte qualche centimetro in più, è che Traoré non si fa problemi a giocare sotto punta, in nazionale gioca trequartista, lo puoi mettere anche a destra, non c'è problema, e quindi dobbiamo capire la duttilità. Lo vedo un po' piccolino per fare la mezzala, cioè, quindi è quella. Ma come? Dicono che dobbiamo prendere i giocatori pronti. Non c'è tempo, la malaria. Vabbè. Leggi questa domanda, perché ho già la risposta pronta. Contro la Lazio senza Kvara voglio vedere come facciamo. Non è quello il problema, che se giochiamo così disorganizzati come oggi, con una squadra molto organizzata come quella di Sarri, o becca la partita proprio storta, perché poi pure la Lazio è un divaga e a volte spegne il cervello, l'azione, eccetera. Però sul fatto che Sarri mette sempre delle squadre molto organizzate, soprattutto al terzo anno di lavoro, è quella la grande preoccupazione. Chiaro, è meglio averlo sia in campo che eventualmente, se vuole riposare in panchina, pronto a subentrare Kvara. Quindi non è che è una rinuncia che facciamo a cuor leggero, caro amico signore Bellino. Però la mia preoccupazione è che oggi mi sembra una squadra molto disorganizzata. Era la Salernitana, e hai avuto modo e il tempo nel momento in cui eri più sfilacciato, eppure abbiamo
rischiato di prendere quel secondo gol, però con queste squadre hai più tempo per riorganizzarti. La Lazio è una squadra molto organizzata. O incominciamo a essere più organizzati. Oggi abbiamo visto qualche contropiede, che poi loro non hanno quel talento per essere cattivi e incisivi sotto porta, però li abbiamo visti. Quindi mi preoccupa soprattutto la differenza in questo momento. C'è una squadra che si deve ritrovare, è una squadra che quando si è trovata è pericolosa, quando si prende la giornata di vacanza allora se ne puoi approfittare. E ringrazio Giuseppe Argento, commento memorabellino, anche lui onorario. Migliore in campo il nostro Diego, non ha assolutamente demeritato. Sì, ma mi ero permesso di fare una parentesi a parte perché mi è piaciuto ma proprio come postura, no? Quando tu non entri, quelli che vogliono entrare fanno vedere e poi non fanno niente. Ordinatissimo. Tu devi essere ordinato. Oppure cerchi la giocata. Guido, parliamo anche della freddezza, perché io avevo fatto questa considerazione su Politano. Politano ha tirato un bel rigore. Bel rigore. È il rigore perfetto, Valerio. Il rigore perfetto, perché quello l'aveva pure intuito, ma l'ha angolato bene, l'ha allargato. Secondo me Politano ha questa freddezza, cioè non soffre il momento. Mia grande mancanza, ti ringrazio Valerio, bacchettami per le mancanze, perché è sempre quella azione quando gli dicevo il tempo, non solo nella riorganizzazione societaria del Napoli, perché è una questione di spazio-tempo. Lui ha scelto l'angolo giusto, c'è stata una grande reattività, è arrivato lì, ma se tu lo batti perfetto, cioè quell'angolo con quella velocità, perché ovviamente se è un po' più lento te lo prendo ormai il moderno. No, lì è imprendibile, perché se lo vedete nel replay dietro la porta, quello si è buttato come un gatto, cioè, però è passato tanto dal palo con la velocità giusta, quindi chiaro, sembra meno perfetto perché dici il portiere quasi ci è arrivato, no, non ci è arrivato, è gol, perché se ti spiazza puoi anche piazzarla meno precisa, no? Bravo Politano, tra l'altro interrompendo un lungo digiuno di 4 partite e mezza partita, è un tempo, no? È un tempo, perché poi il Napoli ha fatto oggi 115 minuti di gioco, perché poi ci troveremo ai 90 minuti e Guido c'ha 15 minuti più bravo. Tra i minuti del recupero del primo tempo che si dimenticano tutti, più quello che si è andato oltre il logico e il necessario, per dirti, no, esatto, non ci troveremo. Per dirti, Raspadori risulteranno dei minuti nella classifica Guido, che non è così, è 44 minuti, perché tu non puoi non che entra al 56esimo e devi considerare 56 sono 34 più 10 di recupero, 44. Non si sfugge, non è che io me li invento i numeri, sono molto paziente, assegno partita per partita, non lavoraccio, perché ripeto, c'ho 2 delle persone che più mi amano, spero. Insomma, quanto tempo perdi, quanto Guido, una domanda da Federico. Il DG che molti auspicano, a mio parere, visto che comunque deve gestire i soldi che ci sono ora, avrebbe venduto Osimhen e Kvara a giugno. I tifosi sono sicuri di volerlo? Ma c'è da fare un discorso, questa non è una domanda sbagliata, poi non è gestire i soldi, ma gestire il patrimonio tecnico, cioè i soldi comunque di una società per azioni non quotate in borsa sono della proprietà, eccetera. Che se tu sei credibile negli anni, è chiaro che ci sono gli bietoloni come che cambiano il parere, un giorno sei un brocco, un giorno così dovete calciare. Poi il tubo e i video di questi, io li chiamo mossi, ha reso tutto ancora più sclerotico, ok. Però noi, Valerio, io, tante persone, insomma, non siamo gli unici, no, che si rivolgono a una platea che vuole imparare. Io sono il primo che continuo a studiare, io mi definisco uno studente, quindi non sono so tutto, non so niente. Consigliano sempre di scegliere nella valutazione, che sia di un andamento nel campionato, di un giocatore, di quello che volete, un arco temporale che però non sia ristrettissimo. Allora metti che un dirigente, insomma, sta qui da 3 anni e tu dici, comunque questo giocatore, visto che poi alla fine non era tanto male, questo si è dimostrato una stella, questo non è il primo impatto è quello, sicuramente ti rispondo, di dolore, perché se ne va un giocatore che intanto conosci, a volte ti affezioni pure, no? Al giocato e ti ha fatto
gioire, quindi lo leghi già a dei ricordi belli che tu hai rispetto a una nuova entrata. Il punto è, se tu sei stato bravo e credibile negli anni, hai la speranza, che a questo punto è una speranza però fondata su dati reali del passato, non quelle verrà questo, che dice che lo sostituisci bene. Ci sto male delle settimane, piango pure, se sei un ragazzino è giusto. Io oggi mi sono permesso di scrivere solo una cosa a Valerio durante la partita, perché mi ha messo proprio la gioia nel cuore, quanto è bello vedere i bambini gioire, tra l'altro a rigore di Politano, perché io gioisco quando vedo le giovani generazioni gioire per il calcio, perché come diceva Spalletti è loro. Quindi si sarebbero incavolati. Dopo 10 giornate vedevi che chi aveva preso era un'ira di Dio e si erano già scordati i criticoni, quelli bietoloni. Gli altri avrebbero avuto la giusta pazienza, cioè, quindi non era il problema avrebbe venduto, è il problema chi compri, altrimenti staremmo ancora, come fanno molti, a rimpiangere, diciamo, Maradona. Non è nato più un Maradona, non so se ne nascerà, non posso dire non nascerà mai più. Calcisticamente potrebbe nascere, come uomo no. Per quanto mi riguarda, per chiudere una parentesi, io Maradona non lo considero più un calciatore, quindi per me Maradona, l'aspetto calcistico di Maradona è residuale rispetto a quello che è la sua immagine, ma lo dirà la storia, cioè lo dice la storia. Però il calcio non si è fermato. Non è dice Maradona si ritira, basta, non giochiamo più a calcio, no, e quindi nonostante si è ritirato Michael Jordan non si gioca più a pallacanestro, no, vedete, quindi si va avanti e si va avanti sempre. Il problema è essere attenti, pazienti e dall'altra parte essere bravi. Cioè io l'anno scorso gli dissi Giuntoli deve essere bravo perché su 5 acquisti 4 non li deve proprio sbagliare e uno ci può stare che li sbagli e non li ha sbagliati nessuno di quelli nuovi che sono arrivati quest'anno. Per ora vogliamo dare un giudizio sospeso perché hanno giocato poco, perché non siamo tagliatori di testa. I 3 nuovi acquisti non hanno inciso, questo lo possiamo dire, non hanno dato una svolta, uno non sta proprio giocando, no? Non sa, rispetto all'anno scorso che Kim Kvara un 2-3 stella, dice questi sono 2 ire di Dio, no? Io non voglio dire sono sbagliati, perché voglio vederli un anno e mezzo, una stagione e mezza, però posso con serenità, perché non mi tiro indietro, dire non hanno minimamente inciso sulla stagione del Napoli e siccome sono 3, non uno solo di sbagliati, tutti e 3 in una società piccola come il Napoli, che non è lì, non te lo puoi permettere, e infatti anche questo ha contribuito a una stagione piena di difficoltà, anche questo. Quindi il problema non è vendere, il problema è avere le idee chiare e farlo tempestivamente. E c'era tutto il tempo, come abbiamo visto poco prima. Sono a volte un po' lungo, ma voglio essere, mi scuso, ma molto preciso, a parte qualche battutina nel distacco, perché qui noi stiamo avanti mesi rispetto agli altri. E se uno è avanti mesi è perché ragiona, non perché il divino Telma, non perché giochiamo all'Otto. Io non ho mai giocato all'Otto, quindi unire i puntini. La soluzione, facciamo un'ultima domanda di campo e poi ci salutiamo perché devo andare a fare il che fare. La soluzione del doppio mediano Lopodemme con un regista di centrocampo Kvara dietro il tridente, come la vedi? A me piacerebbe in determinati contesti. Oggi te la potevi permettere perché poi a un certo punto l'avevi schiacciata in basso, non avevi la lucidità. Anche qua la brillantezza, scusa Valerio, come dicevi delle partite che avevi, vedi, non è vero che il Napoli sulle gambe perché l'ha recuperato con la Genova e poteva anche ha sprecato, l'ha recuperata col Milan e Kvara ha avuto e quindi allora ce l'aveva le gambe per andare a vincere con determinate squadre, sì. Tra l'altro per me Dem era un giocatore da, non dico rivalutare, ma non un co-titolare, ma almeno non buttare, perché non essendo uno scarsone, ma un giocatore che tu sai quello che ti può dare e non è male quello che ti può dare. Peccato che tu ci rinunci anche per dare quei 20 minuti di respiro al Lobo piuttosto che a Anghissà. Ma c'era questo, è evidente, ce l'ha detto a questo punto Mazzarri, no? Io ho dovuto chiedere il permesso di schierarlo perché mi giro in panchina e cioè, addirittura gira una voce che adesso le panchine dove va a giocare il Napoli le hanno ristrette perché non c'è bisogno di tutta quella larghezza.
Allora, Guido, io ti ringrazio, ma assolutamente, l'ha detto pure Lombardo, il calcio è gioia e dobbiamo ridere. Ma ha fatto molto piacere vedere i bambini gioire, guarda, e non è la mia, sapete, non è retorica, tra l'altro è stato istintivo. Prima di salutare le amiche belline, gli amici bellini, è sempre, non so mai se è la cortesia o la pazzia di Valerio, che nonostante io dico Valerio, ovviamente Cindy Lauper, a cui tu farai i miei più sentiti saluti. Ho pubblicato un'intervista sul mio canale, se volete la potete vedere, anche se volete, come io non chiedo mai, iscrivermi. Ieri ho registrato lo speciale Cinema e Moda, ho un problema, ma il mio non è il vostro, non è di Valerio, perché dura un'ora, quindi non so se lo divido, non lo faccio, lo rifacciamo da capo, con tutto che io ho deciso di non scegliere manco un momento, l'ho fatto, vedi, alle due mie amiche, 3 tu e 3 tu, e io 0. Quindi adesso c'è un problema, ha detto aspetto un altro giorno per far fare qualche altra visualizzazione, Oppenheim, e poi questo speciale che abbiamo registrato ieri, Cinema e Moda. Quindi le promesse a Valerio sto incominciando, io che sono piccolo, sono mia comare, a mantenerle. Ho un problema, ma ripeto, non voglio disturbare Valerio, è un mio, perché un video di un'ora non se lo vede nessuno, anche se è estremamente interessante. Quelli veramente interessati poi apprezzano anche il video lungo. Beh, fortunatamente ci sono 2 ragazze, non c'è questo vecchietto, eccetera. Quindi, cioè, ci sono pure io, ma poi in drettigeggio. Quindi questo è diciamo, uno c'è, uno è pronto, deve essere messo, l'altro devo capire come fare, lo divido, parte prima, parte seconda, parte terza, diciamo, ci devo pensare. Un saluto a tutti, buon lavoro Valerio, buona domenica per domani a tutte le amiche belline e amici bellini. Abbiamo pazienza, però dobbiamo prendere ancora qualche aspirina o quantomeno mandarini, spremuta di arance, mandarini, fare un po' di ginnastica. Non è finita, fidate, non è finita. Un abbraccio a Guido Gentile, devo ritornare alla situazione, esatto, perché sennò le grafiche eccetera eccetera, come dice Mazzari dice eccetera eccetera. Signori, la cura Andreazzoli, l'Empoli ha perso un'altra partita. Quando vi dico che al di là di quello che noi pensiamo ci sono cose in cui tu puoi cambiare l'allenatore e non è Andreazzoli l'allenatore, e Ngonge, proprio Ngonge porta la vittoria così, quindi quella situazione Ngonge serviva per far arrivare il rinnovo a Politano, lo scopriremo, perché adesso è chiaro, finita questa partita, ci dobbiamo preparare per la Supercoppa, ma saranno giorni di grande fermento per il mercato che serve per Antonio Conte, sarà entusiasta di Mazzocchi, di Traoré, eccetera, eccetera, ma al di là di tutto io vi abbraccio al Fandascarso Ngonge, è perché ci hai visto lungo e io invece ho sbagliato al Fantacalcio perché ho preso troppi giocatori, ho fatto l'errore del Napoli, troppi giocatori Coppa d'Africa e mi ritrovo con Luvumbo, Banda, con tutta gente che Zirks è squalificata e sono in grande difficoltà, ma ne usciremo. Vi abbraccio fortissimo. Guido Gentile piano sequenza lo trovate su YouTube, faccio partire la sigla e c'è sempre la considerazione finale, se uno se la guarda fino alla fine. I like arriveranno poi con calma, non vi preoccupate. Ben filatissimo.
Perché dunque, riguardo al discorso di Mazzarri che non riaggredisce, che questa squadra non riaggredisce ancora nella tre quarti avversaria e tutto il resto, io mi ricordo bene quando arrivò Benitez il primo anno, che era il 2012 mi sembra. Praticamente il mio commento fu: finalmente aggrediamo le palle perse, finalmente aggrediamo alti, finalmente un po' di pressing. Mazzarri non ce l'ha mai avuta questa cosa. Mazzarri, io me lo ricordo bene, era il suo classico 3-5-2, adesso vuole fare il 4-3, comunque era 10 metri, 15 metri più indietro rispetto a quello che abbiamo visto con Spalletti e con anche Benitez, e ripartenze. Questo è Mazzarri. E visto che Time Paradox ci ha ricordato questa cosa delle sue analisi del passato, e chi è rimasto fino alla fine c'ha questo piccolo cameo, diciamo un easter egg, una sorpresa. Quando venne Sarri che voleva fare col trequartista, io dissi perlomeno adesso vedremo Mertens titolare, perché Mertens non era mai titolare anche in quella squadra, ma avendo la doppia punta potremo vedere Mertens titolare. Poi andò tutto a scatafascio e poi per fortuna Mertens trovò il suo spazio, perché Gabbiadini pure non faceva niente. Vabbè, vi abbraccio, vi bacio, i like.